Bene, penso che si possa cominciare, quindi ringrazio il magnifico rettore di essere qui oggi e quindi gli lascio senz'altro la parola. Prego, al Vabbè. professor Roberto Pintone. Sì, io voglio solo dare un saluto e un plauso iniziale. Io sono in realtà qui anche per ascoltare, sentire gli interventi dei relatori, ringrazio anche per essere naturalmente qui e portare il loro contributo. Mi fa piacere che che questo sia il primo di una serie di seminari dedicati ad argomenti importanti. Quello che vediamo oggi forse è uno di quelli più importanti al momento attuale, ma anche in previsione naturalmente della nuova PAC, le politiche agricole anche degli Stati e dell'Europa che si sta anche rivedendo. Però credo che quello che poi compete sempre a noi è fornire, provare a creare naturalmente una discussione in ambito scientifico. È quello che un po' si cerca da fare sempre da parte nostra, per poter essere, come dire, anche poter dare dei contributi a chi poi prende le decisioni. È interessante, sarà interessante anche sentire il onorevole Martina, che adesso è vice direttore della FAO. La FAO, insomma, è un po' un punto di riferimento almeno per gli studi e forse anche ultimamente non abbastanza considerato dal punto di vista anche delle tematiche che ha portato in discussione. Ricordiamo anche con una certa, diciamo, se volete dire, gratitudine anche per aver risolto anche questioni legate alle viti resistenti alle malattie quando era ministro. Poi in realtà, come abbiamo già discusso anche con il direttore, abbiamo anche in questo momento l'opportunità di avere un ministro delle politiche agricole in regione, che sarà sicuramente anche lieto di essere coinvolto prossimamente in discussioni di questo tipo, in seminari di questo tipo, o comunque in interventi particolari. Mi è capitato anche di sentirli tutti e due recentemente in un'altra occasione, sia Martini che Patuanelli. Credo che sia anche importante avere dei punti di riferimento a cui rivolgere le nostre riflessioni scientifiche. Quindi io mi accomodo, trovo un posto, adesso hanno occupato tutto, ma insomma mi troverò un posticino e ringrazio, mi auguro. No, va benissimo a me vedere da là, sì, non c'è nessun problema. E lascio lo spazio anche al direttore e in particolare ai relatori. So che poi si collegheranno più tardi anche gli altri relatori, Pennacchio in particolare e Martina, e dopo avremo modo magari verso la fine, mi fermerò fino alla fine, di fare anche qualche considerazione conclusiva. Naturalmente non è solo come posizione da rettore, ma anche in quello che è almeno ancora una passione, se non altro, un ambito di cui mi occupo, e considerando anche che prendiamo parte a 2 centri nazionali, questo tipo di attività può aiutare anche a orientare l'attività che stiamo facendo. Prego. Grazie. Grazie Roberto. Grazie per la tua presenza, per l'intervento, per l'interesse dimostrato nei confronti di questa iniziativa. In effetti quello che stiamo iniziando è il primo, l'inaugurale appunto di una serie di incontri che il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali della nostra università dedica appunto ad approfondimento di tematiche scientifiche di attualità. Io credo che mi possa togliere però la maschera. La mascherina, cosa dite? Non credo, siamo abbastanza distanti, penso che i relatori lo possano fare, quelli che vengono qui, vedo che succede di solito anche nei convegni, insomma, di questo tipo. E quindi dicevo appunto che si tratta del primo di questi incontri che dedichiamo ad approfondimenti di tematiche che sono di attualità e di particolare valenza interdisciplinare, che sono rivolti a noi, alla nostra comunità universitaria, con l'auspicio anche di coinvolgere e di interagire poi con il territorio, come si dice, con la cittadinanza. Questa è la nostra aspirazione. Oggi difatti ci sono alcuni interventi che dimostrano questo interesse, questa interazione.
Questi interventi si propongono, innanzitutto, lasciatemi qualche parola in più, ecco, per presentarli, si propongono di offrire un ambito di confronto ai gruppi di ricerca del nostro Dipartimento, per esporre i loro punti di vista scientificamente argomentati, ovviamente, su tematiche di interesse e di attualità per la ricerca, ma che sono allo stesso tempo sfidanti, no? Per la società, per i principi etici che la regolano, ma per l'ambiente nel quale è inserita, e che quindi valorizzano il ruolo appunto dell'università come aggregatore e propulsore di cultura e di innovazione per lo sviluppo delle nostre comunità locali. Si tratta, come quello di oggi, di temi che sono difficili da ricondurre a univocità, no? Anzi, questo dovremmo anche cercare per quanto possibile di riprodurre e di ristimolare, nei confronti dei quali quindi si dovranno e si articoleranno, come oggi, sicuramente opinioni diverse, no? E punti di vista che possono essere anche divergenti, ma appunto l'ambito universitario è quello che è il migliore per poterli rappresentare e discutere, un ambito aperto come oggi agli studenti, che anche dopo avremo il piacere di sentire con i loro rappresentanti, no? Al contributo ovviamente poi della società, del mondo imprenditoriale, del territorio nelle sue varie istanze, a partire da quelle istituzionali che oggi sono anche qui con noi presenti. Ecco, perché abbiamo scelto l'argomento dell'autosufficienza alimentare? Abbiamo scelto come primo questo argomento perché la guerra in Ucraina, appunto, ha messo drammaticamente in evidenza, no, il problema dell'autoapprovvigionamento alimentare, dell'autosufficienza alimentare, sia a livello nazionale che globale, assieme ad un altro problema importantissimo che è quello della dipendenza, no, dai rifornimenti di materie prime agricole, oltre che di energia. In un momento storico particolare nel quale ci eravamo abituati a parlare di sostenibilità ambientale e sociale, no? Quindi temi che sono diventati centrali. Ecco, allora adesso c'è la questione, si possono conciliare appunto, come dice il titolo di questo primo convegno, la biodiversità negli agroecosistemi e l'autosufficienza alimentare. Ecco, i nostri relatori sono chiamati oggi appunto ad esprimere la loro opinione su questi fatti, no? Perché è evidente che è necessario, no, conservare i livelli accettabili di autosufficienza senza rinunciare alle opportunità che sono offerte dalla globalizzazione, no? E dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per farlo appunto serve una discussione a cui deve seguire l'azione, appunto non condizionata da ragioni contingenti e senza preconcetti ideologici. Ecco, si è inserito in maniera prepotente in questo dibattito il problema poi dei paesi in via di sviluppo. La FAO ci ha infatti informato, ci ha detto di fare attenzione al fatto che i paesi poveri dell'Asia e dell'Africa vedranno le loro condizioni già precarie dal punto di vista alimentare e sanitario fortemente aggravate dalla mancanza di rifornimenti che provengono appunto dal conflitto adesso in atto. E quindi nell'incontro di oggi saranno presentate e discusse le possibili soluzioni, più realisticamente i possibili adattamenti che appunto sono consentiti dal nostro background, dalle nostre conoscenze, dalle conoscenze scientifiche, dall'innovazione tecnologica, dalle esperienze che sono maturate nei sistemi agrozootecnici più attenti ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. E su questo appunto avremo il piacere di sentire innanzitutto i relatori nella prima parte, in particolare Stefano Bovolenta, ordinario di zootecnica speciale, componente della commissione ASPA sui servizi ecosistemici, che ha fondato e a lungo presieduto la SOZOALP, cioè la Società per lo sviluppo e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini. Lui ci parlerà di sistemi agrozootecnici appunto sostenibili e multifunzionali. Francesco Pennacchio, sapete che questa è una conferenza che si svolge in presenza ma anche in remoto, interverrà in remoto appunto. Lui è ordinario di entomologia all'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e presiede l'Accademia Nazionale di Entomologia per parlarci di biodiversità e protezione sostenibile delle piante. Seguirà l'intervento di Michele Morgante, ordinario di genetica, direttore scientifico dell'IGA,
già presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, accademico dei Lincei, che ci parlerà appunto delle nuove tecnologie per conciliare produttività, sostenibilità e biodiversità. Ringrazio poi della sua presenza la dottoressa Karen Mignuti, direttrice del Servizio delle Politiche Rurali e dei Sistemi Informativi in Agricoltura e dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ci parlerà della nuova politica agricola comunitaria della PAC e delle scelte per il Piano Strategico Nazionale 23-27. Avremo poi il piacere, si sta collegando con noi, di ospitare il vice direttore generale della FAO, l'onorevole Maurizio Martin, appunto già ministro dell'agricoltura, già il rettore ha speso parole importanti per lui, che concluderà appunto la prima parte dell'incontro presentandoci un quadro informato e qualificato sulla situazione mondiale e portandoci da questo punto di vista il ruolo, il pensiero della FAO. Ecco, segue poi, ed è la parte per noi altrettanto importante della prima, se no ancora di più, dopo questo momento introduttivo, segue il secondo momento dell'incontro, che è dedicato appunto agli interventi dei docenti, degli studenti, dei portatori di interesse del nostro territorio. Ecco, sono in programma da questo punto di vista contributi anche qui in presenza o in remoto della dottoressa Cristina Micheloni dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, dell'AIAB, del dottor Daniele Vicario, direttore dell'Associazione Nazionale Pezzata Rossa Italiana, del rappresentante degli studenti Tommaso Simas e poi di diversi colleghi che hanno dato la loro disponibilità e li ringrazio per questo e quindi interverranno Enrico Peterlung, Francesca Turli, Luca Iseppi, Giorgio Alberti e Elisa Maracini. Al termine degli interventi programmati ovviamente si aprirà un dibattito, una discussione in cui chi ha interesse ad intervenire, piacere di farlo, potrà ovviamente fare. Quindi lascio adesso la parola per l'inizio dei lavori, anch'io mi metterò lì ad ascoltarli. Lascio la parola al professore, al collega Stefano Bovolenta, che ha accettato anche di fare il moderatore di questo intervento. Ma prima di dargli la parola voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo primo incontro e quindi voglio ringraziare la segreteria di I4A e anche il personale che ci hanno dato un contributo molto importante per la organizzazione, quindi in particolare Marinella D'Antoni e Massimo Lanzoni, l'Eintracht e Stefano Bonomi e Andrea Fabrics del DISO che hanno permesso l'organizzazione di questa doppia sessione in diretta e in remoto, e poi l'ufficio stampa dell'Università di Udine, quindi Agostino Maio e soprattutto Stefano Govetto, che hanno gestito le relazioni esterne, che ringrazio per il loro contributo. Quindi buon ascolto e buon lavoro a tutti voi. Grazie. Bene, grazie direttore, siamo in perfetto orario. Anch'io ringrazio il magnifico rettore che ha trovato il tempo per aprire e seguire questo nostro primo incontro e il direttore che lo ha fortemente voluto. Ma possiamo lasciare anche quella di prima, sì, voluto anche a vantaggio degli studenti iscritti ai nostri corsi, che vedo qui molto numerosi, anche in remoto so che ce n'è molti. E quindi ringrazio anche tutti gli intervenuti. L'argomento che trattiamo è di grande rilevanza e non necessariamente perché è legato a eventi bellici o pandemici, diciamo, contingenti. Pensiamo al titolo dell'incontro generale e dico che la necessità di trovare compromessi, equilibri, soluzioni tra biodiversità e produttività, ovvero tra qualità ambientale e paesaggistica e adeguati livelli di autosufficienza è argomento che almeno da 2 o 3 decenni coinvolge molti di noi sia sul piano della ricerca, sia su quello della didattica, sia su quello della terza missione, direi, dell'università. Ovviamente coinvolge i decisori politici, adesso abbiamo alle porte la nuova PAC e i tecnici a tutti i livelli. Come ha anticipato il direttore, io mi occupo di montagna e nei sistemi montani, in quei contesti fragili, prima di altri, questa è sempre stata una necessità dalla quale non si può prescindere. Quindi io dunque vado avanti col bianco, vero? Sì.
No? C'è un titolo. Sì, no, prego, lascia questo. Il mio intervento tratta quindi proprio di sistemi agrozootecnici sostenibili e multifunzionali. Premetto che non sono famoso per essere sintetico, quindi in 10-15, forse 20 minuti che ho a disposizione, fornire un'adeguata rappresentazione di quello che l'agricoltura e la zootecnia oggi rappresentano, o potrebbero rappresentare, o dovrebbero rappresentare, anche in termini di strumento e di gestione e regolazione dell'ambiente e del paesaggio, quindi anche quello del mantenimento e del ripristino della biodiversità non sarà facile. Mi riservo quindi di trattare pochi punti che a me sembrano rilevanti, lasciando anche ai relatori illustri che mi seguiranno il compito di un ulteriore approfondimento. Innanzitutto, cos'è la biodiversità? Non preoccupatevi, non farò molte definizioni, però mi riferisco alla Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro perché, secondo me, qui questo è uno spartiacque, qui si comincia a parlare di biodiversità anche in ambito agricolo. E quindi nel 92 viene redatto questo documento a seguito della conferenza di Rio de Janeiro. L'articolo 2 definisce la biodiversità come la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi origine, inclusi gli ecosistemi terrestri e marini e altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte. Nello stesso convegno la biodiversità è poi stata declinata almeno in termini di diversità genetica intraspecie, specifica entro ecosistema e diversità ecosistemica all'interno del macro ecosistema Terra. Ma la cosa importante è che a Rio si comincia a parlare anche di agrobiodiversità, che può essere prettamente agricola, e parliamo di biodiversità coltivata, se vogliamo, ed allevata, ma anche paragricola. Qui si comincia a parlare di biodiversità funzionale, che è la varietà di specie usate indirettamente per la produzione agricola, come la pedofauna, gli insetti impollinatori, ma di questo ci parlerà poi sicuramente il professor Pennacchio, che è sicuramente un esperto in materia. Adesso questo dico perché la Convenzione di Rio è un po' uno spartiacque. Da qualche tempo ho sistemato la mia libreria, ho trovato questo testo. Io ho fatto agraria nei primi anni 80, qualche collega anche a cavallo fra i 70 e gli 80, ed effettivamente diciamo questo poteva essere il mio testo di approfondimento sulla biodiversità vegetale, non che oggi le malerbe non siano un concetto attuale, però erano gli anni in cui c'era una spinta alla monocoltura per quanto riguarda le produzioni vegetali, alla monoattitudinalità per quanto riguarda gli animali allevati. Faccio un esempio nel mio campo. Oggi in Europa si producono quasi 160 milioni di tonnellate di latte, ebbene li produciamo per la maggior parte con una sola razza, la frisona. Se riusciamo a contare 3 razze, copriamo il 90% della produzione. Meno del 10% lo produciamo con tutte le altre razze bovine, la specie ovina, quella caprina, quella bufalina. Quindi il problema dell'agrobiodiversità è un problema molto, molto importante. Sempre riprendendo la Convenzione sulla biodiversità, leggiamo che un ecosistema è un complesso dinamico formato da comunità di piante, animali, microrganismi e dal loro ambiente non vivente, ovvero abiotico, che grazie alle loro interazioni costituiscono una unità funzionale. Questi ecosistemi naturali sono di fatto regolati. Adesso non è che queste definizioni mi piacciono molto perché qua l'uomo non c'è, però ammettiamo pure che un ecosistema naturale escluda l'uomo. Questi ecosistemi naturali sono regolati dall'energia solare sostanzialmente, no? Catturata attraverso la fotosintesi dalle piante, distribuita dalle piante a tutti gli organismi presenti nell'ecosistema, prima ai consumatori, quindi agli erbivori di cui mi occupo, poi a organismi inferiori decompositori. Insomma, di fatto è un ciclo chiuso. L'uomo, raccoglitore e cacciatore prima, poi con la stanzialità e la domesticazione, agricoltore e allevatore poi, ha cercato di trarre da questi ecosistemi naturali quanto era necessario per la sua sopravvivenza. Nasce l'agricoltura, si passa dall'ecosistema naturale
all'agroecosistema, che conserva di fatto lo schema dell'ecosistema naturale, ma con almeno 4 differenze che diciamo, dipendono dall'uomo. Innanzitutto la progressiva sostituzione delle specie di produttori e consumatori con piante agrarie e animali domestici. Un secondo punto, l'aggiunta di energia sussidiaria dovuta al lavoro, alle macchine, alle attrezzature, alla chimica. Un terzo punto, il ciclo che era sostanzialmente chiuso si apre attraverso il prelievo del cibo, vegetale e animale, e la generazione di scarti delle stesse attività agrozootecniche. Ultima differenza che ci interessa è che riguarda proprio il livello di biodiversità, che negli agroecosistemi dipende molto dalla tipologia di agricoltura. Quindi questo è molto importante. L'agricoltura si basa sull'organizzazione di componenti e processi naturali ed antropici. Consideriamo però che stiamo assistendo, quantomeno in Europa o comunque nei paesi industrializzati, ad una progressiva sostituzione degli ecosistemi naturali con gli agroecosistemi. Forse la generazione che ci ascolta oggi probabilmente quando pensa alla natura pensa all'agroecosistema più facilmente che all'ecosistema naturale. Ecco che quindi con il tempo e sempre in modo sempre più importante si richiede all'agricoltura, quindi all'agroecosistema, di svolgere anche un ruolo multifunzionale, di valenza non solo produttiva, ma anche sociale ed ambientale. Allora, dicevo di 4 punti che ho preso, io mi occupo di servizi ecosistemici e ho provato a mettere questo come primo punto. Nel 2005 il MEA, che è un acronimo che sta per Millennium Ecosystem Assessment, ha coinvolto quasi 1400 ricercatori in tutto il mondo per sviluppare una base scientifica solida per azioni di conservazione e uso sostenibile degli ecosistemi. Il MEA ha proposto un elenco di quelli che sono i potenziali benefici diretti e indiretti forniti dagli ecosistemi al genere umano. Il MEA definisce questi benefici servizi ecosistemici. Lo schema concettuale dei servizi ecosistemici è piuttosto solido da un punto di vista scientifico, però ha vari limiti, ma il vantaggio è che ci aiuta a fare un ragionamento sui possibili compromessi tra conservazione degli ecosistemi e dei processi che li mantengono e da un'agricoltura, diciamo, efficiente. I servizi ecosistemici il MEA li divide in 4 categorie. La prima categoria è la categoria cosiddetta dei servizi di approvvigionamento. Che cosa sono? La produzione di alimenti, di materie prime, di fibre, di risorse medicinali. In questo senso, quindi, l'agricoltura per il MEA può essere considerata essa stessa un servizio ecosistemico, in quanto massimizza lo sfruttamento da parte dell'uomo dei servizi di approvvigionamento offerti da un ecosistema. Il MEA però, nella sua necessità di classificare questi servizi, propone altre 3 categorie. Una categoria della regolazione, leggo qualche cosa che ci può interessare, l'impollinazione, l'erosione, il clima, quindi la regolazione. Poi servizi di supporto, in realtà questi servizi sono funzionali all'erogazione degli altri servizi, penso al ciclo dei nutrienti, alla fotosintesi, alla formazione del suolo. E per ultimo, cosa interessante e direi innovativa, il valore culturale, cioè i servizi culturali in grado che un ecosistema è in grado di erogare all'uomo. E non si parla solo di ricreazione, turismo, salute mentale, ma anche di valori estetici, pensiamo al paesaggio, e financo religiosi. Ecco qui. Diciamo che 2 cose devo dire. I servizi di approvvigionamento hanno un mercato, ok? Mentre i servizi non di approvvigionamento, le altre 3 categorie, non hanno ancora un mercato. Gli economisti ambientali, vedo qui Francesco Marangon e altri miei colleghi economisti, ci stanno tentando, ma è complesso quantificare
e dare una valutazione, e dare un valore economico a questi servizi. Anche per questo motivo, forse nella società finora, questi servizi, pur importantissimi per il benessere umano, sono diciamo meno percepiti o comunque diciamo non sufficientemente valorizzati. Quindi questa classificazione secondo me scientificamente piuttosto solida, proprio il TED, che è Economics of the Ecosystems and Biodiversity, che è un progetto di economisti, ha incorporato i servizi di supporto in una nuova categoria che si chiama proprio Habitat e Biodiversità. Più recentemente anche il CICES ha fatto delle modifiche. Perché dico questo? Perché queste modifiche hanno cercato di produrre una classificazione dei servizi ecosistemici più operativa. E quindi questi concetti sono stati inseriti anche nell'ambito del Green Deal e nell'ambito del Green Deal anche in quelle strategie che ci sono più vicine, che sono il Farm to Fork e il Biodiversity, che avranno forti implicazioni, penso, nella revisione della PAC, ma di questo poi magari ci parlerà la dottoressa Minuti. La perdita di biodiversità è quindi sicuramente uno dei prezzi che l'uomo paga per ottenere dall'ecosistema i servizi di approvvigionamento. Questo è un grafichetto semplice, non possiamo stare troppo ad analizzarlo, però se guardiamo solo la linea rossa che rappresenta i servizi di approvvigionamento, no? in una rappresentazione grafica dove nell'asse delle X c'è la biodiversità che in realtà scende e nell'asse delle Y l'approvvigionamento di servizi ecosistemici, vediamo che i servizi di approvvigionamento e quindi diciamo i prodotti agricoli raggiungono un picco di resa quando la biodiversità è relativamente bassa. Ma è importante verificare alla lunga che se la biodiversità diventa troppo bassa, influirà negativamente anche sulle rese. Questo è un concetto che anche il MEA nei suoi documenti metteva in evidenza. In effetti, negli ultimi decenni il mondo agricolo, diciamo, ha preso coscienza del proprio ruolo, oppure ha capito i possibili vantaggi di un'attenzione all'ambiente, ai suoi meccanismi di regolazione, alla biodiversità, e quindi sono stati proposti a partire dagli anni 90, ma in realtà anche prima, ma più convintamente negli anni 90, diversi metodi di produzione agricola che possiamo definire low input e che limitano di volta in volta l'utilizzo della chimica piuttosto che degli OGM, della medicina allopatica convenzionale per quanto riguarda la zootecnia, che ne so, le arature, le lavorazioni dei terreni e così via. Ovviamente l'agricoltura biologica nei primi anni 90 per quanto riguarda le produzioni vegetali e nel 99 per quanto riguarda le produzioni zootecniche è stata la prima. Ma interessante capire anche cosa succede nell'altro fronte. Dico altro fronte perché io essendo agronomo qua guardo i colleghi biologi, quello è l'altro fronte. Che cosa si è preso atto di questo? Si parla la stessa lingua. Ad esempio, con la rete Natura 2000, che è il principale strumento della politica europea per la conservazione della biodiversità, si cerca di superare, secondo me, quella visione un po' protezionistica che fino a quel momento era, diciamo, caratteristica del parco e dell'area protetta. E la direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree, la direttiva intendo le due famose direttive che sottendono a questa rete, che sono la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, riconoscono il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra le attività antropiche e, diciamo, quelle e la natura, diciamo così. Ancora faccio solo un accenno a un indicatore IRENA molto importante, che è quello dell'High Nature Value Farmland, ovvero delle aree agricole inserite in contesti di alto valore naturale, che ci aiutano ad individuare e gestire le aree agricole inserite in questi contesti, mettono anche in risalto il legame tra le pratiche agricole e la biodiversità, e importante sono entrate già nella programmazione PSR della precedente, la 1422 a questo punto, come indicatore, sia come indicatore di contesto che come indicatore di risultato. Ma in questi contesti, queste modalità di gestione low input possono essere considerate
in quali contesti possono essere considerate sostenibili? Da quali punto di vista? Beh, insomma, non possiamo che non prendere l'Agenda 2030 che ci offre questo spunto. Ci sono 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, ci limitiamo a considerarne 2, la fame, cioè l'accesso al cibo, e poi le azioni per il clima. Beh, del cibo si occupa la FAO, dopo abbiamo un illustre ospite, e del clima se sono occupate le varie COP, l'ultima 26, le conferenze per il clima fatta a Glasgow. Questi 2 obiettivi ci sembrano conciliabili. Non lo so, metto 2 grafici. Il primo, a questo punto, mi sembra che non si possa pensare che questa sfida tra biodiversità ed efficienza produttiva e autosufficienza non sia anche una sfida legata alla demografia. Beh, dico 2 cose su questo grafico. Per migliaia di anni ci abbiamo messo per arrivare a 1 miliardo di persone a livello mondiale. Se ci siamo arrivati nel 1804, poi ci abbiamo messo 120 e qualcosa anni per raddoppiare la popolazione, poi solo una trentina per arrivare a 3 miliardi, qua nascevo io, oggi ho 60 anni, siamo 8 miliardi, quindi vuol dire che ogni decennio la popolazione mondiale è cresciuta di 1 miliardo. Ora non voglio dire sulle proiezioni, no? Secondo alcuni la curva sta flettendo, ma voglio fare una considerazione però sulla richiesta di cibo. Ora, la gran parte dell'incremento demografico è dovuto ai paesi in via di sviluppo e quindi è chiaro che è lì che ci sarà la richiesta. Quindi non è solo una questione di volumi, ma anche di qualità della richiesta del cibo. Verrà richiesta energia, sostanzialmente è carne, così, se il passaggio ci insegna qualcosa. Ecco qui. Quindi una popolazione che cresce tende a consumare sempre di più. Quindi migliorare la produttività sarà fondamentale. Penso che il professor Morgante riprenderà qualche concetto di questi. Ma diciamo lasciamo perdere il livello mondiale. Se il contesto mondiale disegna questo quadro in cui il fabbisogno di alimenti aumenta in modo significativo in rapporto alla popolazione, qual è la situazione italiana? Beh, qualche mese fa l'ISMEA ha prodotto i dati dell'autoapprovvigionamento nazionale degli alimenti e nonostante il grande interesse per il cibo che c'è in Italia, esportiamo molti lavorati ma importiamo molte materie prime, per garantire il fabbisogno di 60 milioni di abitanti più o meno costanti, quindi non c'è un problema demografico se non quello legato all'invecchiamento ai noi, ebbene se facciamo solo, diciamo, prendiamo 2 categorie, ecco, diciamo, più della metà della carne bovina che noi consumiamo proviene dall'estero, o in termini di carne o di lavorati o di vitelli vivi. Quindi diciamo questo è un dato che non si sente spesso e quindi è importante, ma la cosa più strabiliante è che anche il frumento tenero abbiamo in diminuzione un'autosufficienza che è sotto il 40%. Diciamo che siamo esportatori netti solo di vino, frutta e poco altro. E sono anche valori strabilianti se ci pensiamo, perché se andiamo a vedere il consumo di superficie agraria utile, in 40 anni in Italia abbiamo perso il 30% della superficie agraria utile. Non l'abbiamo perso in pianura, quindi pochi se ne sono accorti, però io lavoro in montagna. Quindi noi abbiamo intensivizzato le aree fertili della pianura e colpevolmente abbandonato totalmente la montagna. Sappiate che però in Italia metà è montagna, Appennini, Alpi, così. E quindi è chiaro che questo dato, e non mi sono sbagliato, il 30% della superficie agraria utile vuol dire una superficie uguale a Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna messi insieme. Ok. Perché siamo riusciti ancora a mantenere questi livelli di autoapprovvigionamento? Beh, perché i genetisti sono stati bravi, direi, ma di questo dirà poi il mio collega. Per questo motivo, e passo un po' a chiudere, direi, saltando qualche slide, per questo motivo non penso che sia utile né intelligente demonizzare le agricolture convenzionali, di precisione, 4.0, qualcuno azzarda del 5.0, cioè quelle
forme di agricoltura e zootecnia intensive, ma che cercano, e veramente questo lo fanno veramente con impegno, di migliorare il rapporto tra input e output. Okay? Queste agricolture le potremmo chiamare lower input, non lo so, forse per contrapporle a quelle low input dove sicuramente c'è un impegno a ridurre gli input, però diciamo sugli output c'è da ragionarci un po' su, ma poi abbiamo la dottoressa Micheloni che ci può dire qualcosa. Addirittura l'Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie, che comprende tutte le società scientifiche in campo agrario italiane, ha pubblicato recentemente questo documento dal titolo un po' provocatorio, l'intensivizzazione sostenibile. Un ossimoro, non lo so, però si vuole dare l'idea che le agricolture low input, biologiche, mettiamo anche il biodinamico se vogliamo, ma integrate, conservative, rigenerative, come ultima sollecitazione, non possono essere alternative alla nostra agricoltura convenzionale, possono però essere interessantissime opzioni, e questo lo dico perché ci credo e perché ci sto lavorando, per il recupero produttivo delle aree che stiamo abbandonando e che abbiamo abbandonato. Va bene, io volevo anche dirvi questa cosa qui, però piaceva anche al collega Morgante. Ultimamente si propone i sistemi low input come sistemi molto sostenibili anche da un punto di vista ambientale. Beh, questo grafico ci direbbe il contrario. Se noi andiamo a fare una valutazione delle CO2 equivalenti prodotti per chilogrammo di latte prodotto, è del tutto evidente che i sistemi di precisione, intensivi, diciamo lower input per semplicità, sono molto più efficienti, perché l'efficienza e le economie di scala contano molto anche quando si parla di impatto. E quindi una cosa che voglio dire è che quando parliamo di sistemi estensivi low input, ci stiamo riferendo a sistemi che hanno il massimo impatto sul prodotto, ovviamente un minimo impatto sul territorio, mentre gli intensivi o lower input il contrario. Qua non posso fermarmi molto, ma il nostro gruppo di lavoro e quindi il gruppo che comprende il direttore e anche il professor Corazzin che vedo qua in sala, si occupa da molto tempo proprio di inglobare in questi tipi di valutazione anche i servizi ecosistemici, la biodiversità, perché sembra ovvio, come dire, cercare di considerare l'inefficienza del low input anche in termini però di capacità di erogazione di servizi ecosistemici. E qui il risultato è questo, che se io produco il latte in Varrendena con la razzetta locale così, sono costretto ad immettere 1,4 kg di CO2 equivalenti per chilo di latte, mentre se lo faccio in pianura padana, a Cremona, con la Frisona, in un sistema intensivo, ne immetto 0,7, 0,8. Ok, certo che questo 1,4 non è un peso che va dato solo al latte, no? Perché diciamo sembra logico attribuire anche a tutti i servizi ecosistemici e anche a tutti gli sforzi virtuosi che fa il produttore nei riguardi dell'ambiente anche un costo in termini di CO2. Chiudo, non è che in 15-20 minuti uno può fare delle conclusioni, ma 4 punti che sono un po' anche la mia idea che lascio poi a chi mi segue riprendere. Innanzitutto la sfida che le nuove generazioni che qui sono ben rappresentate hanno davanti è sicuramente quella di supportare sistemi agricolo-zootecnici capaci da un lato di raggiungere gli obiettivi produttivi. Non possiamo mollare da quel punto di vista lì, anzi, forse anche dobbiamo tener conto che non siamo in Italia ma siamo nel mondo. La dipendenza dall'estero vuol dire che qualcun altro ci produce le cose e ce le porta qui a basso prezzo, assicurando però nel contempo il rispetto dell'ambiente e dei suoi meccanismi di regolazione, quindi i servizi ecosistemici, nonché, e questo è riportato molte volte nel PSN proposto per la nuova PAC, un'adeguata redditività dell'impresa agricola, che non può essere solo l'impresa enorme che fa economia di scala. Ancora, mi sembrerebbe importante adattare i diversi sistemi alle diverse realtà territoriali. C'è una transizione agroecologica, qua sono stato attento a dire questa cosa perché penso che da agronomo di avere una visione diversa dal biologo e dal naturalista, però diciamo pure una transizione agroecologica dei territori
necessita di individuare obiettivi produttivi, ambientali e sociali, però nei diversi ambiti, no? Bisogna fare una politica di contesto. Non tutti i servizi hanno lo stesso effetto in diversi ambienti. E quindi bisogna avere conoscenze tecnico-scientifiche. Ancora due cose: l'importanza della misura e del monitoraggio degli effetti delle scelte. La dottoressa Minuti qui si è lette tutti i rilievi che l'Unione Europea ha fatto alla nostra PAC, grandi obiettivi, poche possibilità di valutare gli effetti delle scelte che abbiamo fatto. A questo punto si impone uno studio di indicatori, magari di analisi multicriteria, per inglobare in questa valutazione tutti questi aspetti, dei quali io ne ho indicati 2 o 3, ma insomma poi vedremo che c'è altro. Ultima cosa che mi sta molto a cuore: abbiamo detto cacciatore, raccoglitore, pastore, agricoltore, dobbiamo puntare all'imprenditore agroambientale. L'imprenditore agroambientale si muove sul mercato dei prodotti, come faceva l'imprenditore agricolo, però deve muoversi sul mercato dei servizi. E qui i nostri amici economisti ci aiuteranno a dare anche un valore ai servizi ecosistemici. A quel punto si possono fare anche delle allocazioni di tipo economico, ma io penso che questo sia veramente il salto di qualità, l'imprenditore e il tecnico agroambientale. Scusate, ho sforato di qualche minuto, lascio sicuramente la parola. Il professor Pennacchio è il prossimo iscritto a parlare, il prossimo relatore, quindi prego l'efficiente regia di metterci in collegamento. Grazie, buon pomeriggio professor Pennacchio, le lascio la parola. Grazie e buon pomeriggio a tutti voi. Grazie per l'invito a questo interessante evento su un argomento di grande importanza scientifica, ma non solo scientifica, sociale, sicuramente anche economica. Passo a condividere le slide. Bene, l'argomento della presentazione di oggi è biodiversità e protezione sostenibile delle piante. In che modo questi due aspetti sono conciliabili e di supporto reciproco in un'attività che è di grande importanza per la protezione delle produzioni agricole. Partiamo da un concetto di fondo molto semplice che, come ha già detto precedentemente il professor Bovalenta, gli ecosistemi naturali o anche gli agroecosistemi, nelle accezioni più ampie, sono strettamente integrati con i sistemi socio-economici ed è estremamente importante che questa interfaccia sia molto attiva e continua, perché i benefici e i valori associati ai servizi ecosistemici sostanzialmente, associati ai servizi ecosistemici devono essere gestiti e utilizzati in modo sostenibile, anche con il coinvolgimento della società e di tutti i portatori di interesse che, adeguatamente informati e formati, possono contribuire al mantenimento di questa biodiversità sottesa al corretto funzionamento degli ecosistemi, che così possono fornire questi servizi di così grande importanza non solo per le attività produttive, ma proprio per il benessere dell'intera comunità, delle intere società. E in effetti gli strumenti, le politiche sviluppate negli ultimi tempi vanno molto nella direzione di incrementare la sostenibilità della presenza umana sulla superficie della Terra, finalizzandola molto alla riduzione delle emissioni di gas serra, con il Green Deal che con una serie di attività punta a ridurre, se non sbaglio, del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 confronto a quelle del 1990, e nel fare questo ci sono interventi molto importanti a carico della protezione della natura e della produzione agricola come attività integrata in questa strategia di protezione naturale, ovviamente che passa attraverso un piano strategico per la protezione e l'esaltazione della biodiversità, che è di fatto un pilastro di questa strategia più globale. Ma di questo ci saranno altri oratori che potranno approfondire gli argomenti delle politiche in merito. Quello che è importante è che le politiche, tutte le politiche, hanno una esigenza enorme di essere basate su solide evidenze scientifiche, che devono garantire alle politiche ovviamente degli ambiti di intervento molto precisi, finalizzati alla conservazione e alla sostenibilità
dell'ambiente e delle produzioni, evitando la degradazione e pratiche non sostenibili nel lungo periodo. E l'agricoltura in questo contesto ha un ruolo particolarmente importante nel preservare la biodiversità e i servizi ecosistemici e di fatto di ampia, diciamo, riconosciuta accettazione il concetto che la diversificazione e quindi a supporto di una maggiore biodiversità ha in generale un impatto positivo su quello che sono i servizi ecosistemici. Qui potete osservare dei semplici analisi di metadati come in effetti la diversificazione agricola ha un impatto per lo più positivo su una serie di servizi ecosistemici e che la diversità filogenetica in vari ecosistemi, agroecosistemi di diversa complessità è di fatto strettamente correlata. Quindi diversificazione, positivo impatto sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Questo è un concetto di carattere generale e in questo contesto si va a collocare quella che è la protezione delle piante che sostanzialmente, diciamo che nell'antropocene più recente ha fatto ricorso a dei mezzi che hanno severamente compromesso questa diversificazione fino a ridurla in modo notevole con l'uso soprattutto di sostanze chimiche di sintesi, cosa che insieme a tante altre cause ha comportato, almeno per quel che riguarda gli artropodi e gli insetti, un declino massiccio della biodiversità di questi artropodi che sono fra i più diffusi organismi viventi sulla faccia della Terra e che di fatto forniscono dei servizi ecosistemici essenziali per il mantenimento della funzionalità degli ecosistemi e fra questi sicuramente, oltre all'impollinazione essenziale per la produzione, vi è quello che è il controllo biologico naturale che contribuisce in modo significativo al contenimento degli organismi dannosi in agricoltura. E di fatto questo impatto forte sulla, diciamo, su quella che è la diversificazione ambientale da parte delle pratiche di difesa sia ricorso allo sviluppo del controllo integrato, dove vi è il ricorso ad una serie di mezzi di controllo, tra cui gli antagonisti naturali, proprio per massimizzare quello che è l'impatto dei servizi ecosistemici sul controllo degli organismi dannosi. Però quello che è importante è che l'uso degli antagonisti naturali non è un qualcosa di estremamente semplice ed è molto legato al contesto ambientale che di fatto è molto importante per massimizzare l'impatto di questi servizi ecosistemici. E qui vi sono una serie di report di grande spessore, di grande importanza diffusi in agricoltura, che di fatto ci portano a vedere quanto sia importante la diversificazione. Però bisogna stare molto attenti perché non sempre quello che è diversificazione, quello che è la composizione del contesto ambientale circostante, anche non coltivato, con diversificazione del contesto ambientale, è qualcosa che di fatto contribuisce in modo positivo. Vi sono evidenze scientifiche in letteratura che di fatto non necessariamente portano a considerare questa estrema diversificazione o la gestione degli incolti improduttivi circostanti ai campi coltivati come un qualcosa che necessariamente contribuisce positivamente all'incremento della produttività. In alcuni casi ciò non avviene. Quindi questa serie enorme di autori che hanno fatto questo studio incentiva lo sviluppo di strumenti per dare delle informazioni più precise di quando effettivamente alcune pratiche di gestione dell'ambiente sono di fatto capaci di contribuire positivamente a quella che è la produttività dei sistemi agrari. Quindi la complessità è molto più elevata di quello che si può pensare. E quali sono questi strumenti che noi possiamo fornire adesso, insomma, scientificamente a supporto di una valutazione di quello che può essere la gestione ambientale? Gestire un ambiente è una cosa estremamente complessa e abbiamo adesso gli strumenti per poter valutare in modo adeguato cosa accade nel momento in cui noi andiamo a modificare un ambiente. Possiamo simularne gli effetti se sviluppiamo dei sistemi di modellizzazione complessa che gli attuali sistemi di calcolo possono consentire
che di fatto non solo possono consentire di valutare quella che è l'impatto della manipolazione ambientale sulle oscillazioni demografiche di popolazioni animali, come questo modello ALMAS che è stato sviluppato all'Università di Aarhus, ma lo stesso approccio di simulazione può essere anche utilizzato per comprendere quali sono le basi decisionali sottese a delle scelte tecnologiche, a delle scelte strategiche produttive in determinati contesti ambientali. Cioè il contesto, il landscape, l'ambiente in cui ci si muove è estremamente complesso e diverso da posto a posto. Quindi parlare di diversificazione in modo assoluto è un non senso, è importante riuscire a quantificarla e in qualche modo prevedere quelli che sono gli effetti di alcune manipolazioni ambientali diversificative sulla risposta delle popolazioni di organismi viventi a cui noi siamo interessati. Questo modello è largamente basato su una modellizzazione estremamente dettagliata dello scenario, del landscape, del punto in cui noi ci troviamo ad operare, con una definizione e una risoluzione di dettaglio fortissima fino al metro quadrato. Ovviamente questo è possibile proprio grazie ai potenti sistemi di calcolo che sono disponibili, e su questa base, ecco qui vedete come un landscape reale viene trasformato in una serie di informazioni sulla biomassa vegetale, sul tipo di vegetazione, sul carico di pesticidi e quant'altro, e tutto questo viene ad essere inserito in una serie di altre informazioni relative alle condizioni ambientali, alle gestioni agronomiche dell'agroecosistema, al tipo di azienda, alle applicazioni di pesticidi e di altre pratiche di controllo, ma quello che è estremamente importante è avere conoscenze approfondite sulle interazioni specifiche fra le specie e il territorio nella sua accezione più ampia, e come queste di fatto accedono alle risorse utilizzandole e come vengono ad essere influenzate dalle esposizioni a pesticidi che normalmente vengono effettuate nelle pratiche di agricoltura integrata. Bene, quindi è proprio il discorso delle interazioni in un determinato contesto e i meccanismi sottesi a queste interazioni che sono la base di conoscenza essenziale per poter non solo comprendere attraverso le analisi chiamiamole di chemical ecology, ma diciamo di ecologia funzionale, in cui noi capiamo quali sono le cause e le conseguenze delle interazioni fra le specie, che sono l'aspetto più importante da conoscere, sulla loro distribuzione e sulla diversità, e non solo. Questo tipo di conoscenze meccanicistiche ci consentono di capire come possiamo manipolare questi sistemi in modo adeguato, attraverso delle conoscenze che noi possiamo inserire in approcci di tipo modellistico. Ovviamente la biodiversità, come si è detto prima, è valutabile a diversi aspetti, ma quello che è più importante ai fini di questo tipo di approccio alle analisi funzionali degli agroecosistemi è capire come funzionano queste interazioni a diversi livelli di complessità, di ecosistema, a livello di specie e a livello molecolare. E ai fini della protezione delle piante, senz'altro, un aspetto di grande importanza sono le interazioni multitrofiche che le piante hanno con tanti altri organismi, tenendo ben presente che sono interazioni di estrema complessità, sottosuolo e sovrasuolo, con il coinvolgimento di molteplici entità, dai microrganismi che colonizzano la pianta condizionandone il metabolismo e le risposte agli agenti di stress biotico ed abiotico, così come agli organismi che insistono sulla pianta. Qui per semplicità sono indicati solamente gli insetti, che è l'argomento di cui vi sto parlando più in dettaglio, ma assolutamente la possiamo applicare questa logica anche a patogeni, quindi ad agenti di stress biotico di altra natura. È una rete di interazioni trofiche a diversi livelli che di fatto risulta essere di grande complessità, e la comprensione dei meccanismi è essenziale per poter manipolare queste interazioni a nostro vantaggio in modo sostenibile e per poterci approvvigionare di servizi che derivano dalla conoscenza della biodiversità funzionale sottesa alla regolazione di queste complesse reti trofiche. Tenendo presente ben una cosa, che le interazioni fra organismi sono molto più complesse perché sono fortemente condizionate da microorganismi associati sia all'ospite vegetale sia ad ospiti eucarioti che di fatto interagiscono fra di loro. I procarioti, i microorganismi, i funghi associati alle piante, agli insetti o ad altri organismi che interagiscono con le piante, giocano un ruolo fondamentale nella definizione dei meccanismi funzionali di queste interazioni.
Di fatto è più corretto parlare del complesso di geni offerto dal microbioma più il genoma dell'ospite, che di fatto rappresenta il controllo del fenotipo dell'olobionte considerato nella sua complessità, organismo più i microrganismi ad esso associati, il cosiddetto microbiota associato ad esso. E questo porta a valutare le interazioni. Parliamo degli artropodi per rimanere nell'argomento di maggiore interesse di questa presentazione, ma ripeto è estensibile assolutamente a tanti altri organismi associati alle piante, sono profondamente influenzati dai microrganismi associati sia alla pianta che agli artropodi che si alimentano su questa stessa pianta. In questa diapositiva cerco di riassumervi lo studio di i risultati di uno studio fatto recentemente in cui noi abbiamo potuto dimostrare come alcuni elementi del microbiota del suolo, in particolare funghi benefici del genere Trichoderma, alterano il metabolismo della pianta e non solo, come ben si sa, è in grado di alterare lo sviluppo di patogeni associati a questa pianta, ma lo fa anche sugli insetti, alterandone la composizione del microbiota intestinale, generando una disbiosi letale che di fatto conferisce a questo microrganismo la capacità di fatto di controllare sia patogeni che insetti. Ma il messaggio finale qual è? È che il microbiota nel suolo è in grado di determinare la competizione con gli antagonisti sovrasuolo che competono per la biomassa vegetale e che in qualche modo devono essere mantenuti entro limiti funzionali per assicurare un ritorno al suolo di una parte della vegetazione per un corretto riciclo delle sostanze nutritive. Quindi queste interazioni sono estremamente complesse, ma conoscerne i meccanismi funzionali, sapere quali sono i geni e le molecole responsabili delle alterazioni che portano a morte il patogeno o l'insetto, di fatto aprono un'enorme possibilità non solo di gestione e di manipolazione di queste interazioni per il controllo, ma anche per l'individuazione di molecole coinvolte in questi fenomeni naturali che possono essere utilizzati come biopesticidi in grado di modulare la risposta della pianta e degli insetti e degli organismi che si alimentano a carico della pianta. Questo può essere visto anche a livelli trofici superiori. Se consideriamo gli antagonisti naturali quali i patogeni, qui vediamo del BT, oppure degli antagonisti naturali, gli insetti parassitoidi sono in grado di modificare in modo drammatico la fisiologia dei loro ospiti, bloccandone l'immunità, alterandone lo sviluppo, portandoli a morte, producendo una gran quantità di sostanze, di veleni, di simbionti che producono fattori di virulenza che sono in grado sostanzialmente di alterare in modo terribile la fisiologia delle vittime e sono una fonte enorme di nuovi potenziali biopesticidi. E se considerate l'enorme varietà di specie animali e soprattutto di menotteri esistenti in natura con un'estrema capacità di attaccare specifici insetti in modo molto mirato, capirete come questa fonte enorme di biodiversità può essere utilizzata in modo sostenibile per lo sviluppo di molecole naturali con capacità di contenimento. Questo è semplicemente un esempio, come un fattore di virulenza codificato da un virus simbionte di un parassitoide di larve di lepidotteri codifica per una proteina che quando ingerita interferisce con l'assorbimento dei nutrienti perché determina uno strato sopra l'epitelio assorbente intestinale. Ma questo è semplicemente per darvi un'idea concreta. Un altro aspetto interessante è quello di mimare i processi naturali di immunosoppressione che sono indotti da questi parassitoidi. L'identificazione dei fattori di virulenza in grado di sopprimere la risposta immunitaria apre la possibilità, mimando questi fenomeni di controllo naturale, di comprendere. Vedete qui, questo studio è stato compreso come, è dimostrato in modo molto preciso, come in effetti la setticemia è la causa principale di morte indotta da un patogeno molto comune degli insetti, che è il Bacillus thuringiensis, ampiamente utilizzato come agente di controllo, è che andando a ridurre la competenza immunitaria, silenziando proprio questi geni che sono target del parassitoide, bene, si riesce ad incrementare in modo enorme, di 6-7 volte, l'impatto del Bacillus thuringiensis, riuscendo anche a combattere stadi che sono insensibili all'azione di questo entomopatogeno. E questo ha portato ad un'applicazione molto interessante, che è quella della cosomministrazione di batteri
che hanno soppressi, ma che hanno espresso un double strand RNA in grado di sopprimere la risposta immunitaria e di esaltare la capacità di soppressione da parte del Bacillus thuringiensis. Questi sono solamente degli esempi per farvi comprendere come la biodiversità studiata a livello di interazioni fra organismi antagonisti può offrire innumerevoli spunti per l'identificazione di nuove molecole o di nuove strategie di controllo che mimano meccanismi naturali di soppressione delle specie dannose alle piante. Attenzione però, perché la valutazione del rischio, che è, diciamo, assolutamente di grande importanza, va fatto per tutti, per i pesticidi di sintesi, così come per le sostanze di origine naturale, ma anche per le sostanze di origine biologica, lo vedremo tra un istante. Perché? E questo è un limite enorme dell'attuale modo di valutare l'impatto dei pesticidi. Non si tiene in considerazione quello che è l'impatto dei pesticidi o di qualsiasi manipolazione dell'ambiente sulle interazioni trofiche, sulle interazioni fra organismi, fra le piante, fra i fitofagi e i loro antagonisti naturali. Perché questi tipi diciamo, di impatto possono avere degli effetti assolutamente imprevedibili, ma che sono prevedibili solo se noi conosciamo i meccanismi sottesi a certe reti trofiche. Riprendendo l'immagine di prima, immaginiamo quello che è l'impatto di una pianta con un metabolismo alterato sul microbiota di un insetto fitofago, ma nulla ci vieta di pensare che la presenza di queste sostanze possa avere impatti sui microbioti di altri organismi, o anche su antagonisti naturali, ma anche impollinatori, e questo non necessariamente può essere un effetto benefico. Quindi la consapevolezza dei meccanismi di azione di certe sostanze, anche di origine naturale, perché non è che le sostanze di origine naturale sono per definizione innocue, assolutamente non è così, ma è la conoscenza delle reti di interazioni e quindi della biodiversità funzionale che ci consente di poter valutare in modo compiuto quello che può essere l'impatto reale di qualsiasi sostanza sulle reti trofiche attraverso dei meccanismi di valutazione del rischio che devono essere analogamente sviluppati con approcci modellistici, cercando di prendere in considerazione quella che è la complessità non solo di scala ambientale con un'adeguata valutazione della simulazione dell'ambiente in cui caliamo una serie di moduli di simulazione, ma anche a livello di microscala, perché gli effetti sul microbiota hanno un effetto diretto sulla immunità, e l'immunità è ciò che regola i flussi di energia e di materia fra i diversi livelli trofici e che regola le interazioni fra organismi viventi nelle reti trofiche. Quindi la possibilità di indurre delle disbiosi che hanno un effetto sull'immunità è un elemento di valutazione del rischio che va inquadrato a tutti i livelli, anche a livello di microscala. E qui, come mero esempio, voglio riportare quelli che sono gli effetti delle alterazioni della competenza immunitaria di organismi utili, mediata da qualsiasi alterazione del microbiota indotte, che sono dall'esposizione ad organismi di controllo biologico che alterano il metabolismo della pianta. Queste sono cose che ha senso valutare e mi fa piacere poter citare adesso una serie di studi basati proprio su questo tipo di argomentazioni e sull'importanza della valutazione dell'impatto che agenti di stress di qualsiasi natura, biologica, chimica o di qualsiasi altra natura, hanno sulla competenza immunitaria, e gli impollinatori forniscono un brillante esempio di questo importante aspetto della valutazione dell'impatto delle sostanze o di qualsiasi altro agente di stress presente nell'ambiente. Questo studio prodotto proprio qui a Udine da Francesco Nazzi e Desiderato Annoscia, ma con tante altre persone, che ha visto anche la nostra collaborazione, ha potuto di fatto mostrare come l'immunità e la competenza immunitaria è l'elemento centrale di un modello che esplica come diversi agenti di stress possono promuovere una riduzione della difesa nei confronti di patogeni e di parassiti, che sono poi la causa finale, esiziale, ma che di fatto soggiacciono a una regolazione più generale della competenza immunitaria da parte di vari agenti di stress. Senza entrare nel dettaglio, perché non c'è tempo e non è questa la sede, però è importante notare che anche dei pesticidi possono fare altrettanto, perché anche questo studio, che è un po' diciamo, il frutto di questa collaborazione tra Udine e Napoli negli anni, ha potuto evidenziare come di fatto pesticidi che hanno capacità diciamo, immunodepressiva promuovono
la replicazione e lo sviluppo di patogeni, ma anche di parassiti, perché la ridotta immunocompetenza di fatto consente una proliferazione sia di un virus patogeno molto diffuso, così come di un acaro che è parassita dell'ape, ma la cui poi interazione sinergica, essendo legati da un legame simbiotico di questi due elementi che sono il virus e la varroa, di fatto portano a una severa diminuzione dello stato di salute delle colonie delle api con il loro collasso finale. È ovvio che la conoscenza di tutti questi meccanismi evidentemente è fondamentale ai fini di prevedere quello che nella realtà concreta, estremamente complessa, può accadere. Non esiste una relazione univoca fra un pesticida e la mortalità, ma esiste l'integrazione di più agenti di stress che attraverso dei meccanismi conosciuti a livello molecolare sono in grado di poter aggiungere conoscenze a modelli previsionali che possano in qualche modo consentire una valutazione olistica più completa del rischio a cui vengono esposte questi importantissimi fornitori di servizi ecosistemici allora quando si fanno delle manipolazioni ambientali, dallo spruzzare un insetticida di sintesi come anche potenzialmente anche all'uso di un agente di controllo biologico, ahimè considerato necessariamente, giustamente benefico, ma che potrebbe avere degli impatti che vanno valutati con estrema attenzione. E di fatto mi porto alle conclusioni in modo tale da potervi lasciare alcuni messaggi essenziali su queste argomentazioni relative all'importanza della biodiversità per la difesa, cioè le interazioni, la diversità proprio delle interazioni che gli insetti intrattengono con tutti gli altri organismi viventi vanno studiati a livello di comunità, di organismo e a livello molecolare. E sostanzialmente una conoscenza approfondita di queste interazioni è l'unica base su cui poter sviluppare strumenti e strategie di controllo degli insetti dannosi su base biologica, perché tutto ciò fornisce proprio delle ispirazioni importanti, delle intuizioni importanti per lo sviluppo di strategie di difesa che siano in grado di proteggere anche gli antagonisti naturali e gli impollinatori. È la conoscenza di queste interazioni che consente di mettere a punto tecniche sostenibili di controllo, ma anche adeguate valutazioni del rischio a cui vengono esposti fornitori di servizi ecosistemici quali gli antagonisti naturali e gli impollinatori. Ovviamente questa solida conoscenza di base di tutti gli aspetti funzionali e meccanicistici delle interazioni che gli insetti hanno con gli altri organismi nelle reti trofiche naturali, ovviamente è quello che serve per mettere a punto di approcci modellistici che possano consentire la gestione sostenibile degli agroecosistemi. Cioè, non è che vogliamo necessariamente fare dell'agricoltura una scienza esatta, perché sarebbe un po' complesso, però non possiamo ignorare i paradigmi della scienza, che è la riproducibilità di ciò che andiamo a proporre. E ovviamente più aumentano le conoscenze funzionali, più aumenta la possibilità di alimentare con queste conoscenze approcci modellistici, più questa integrazione di conoscenza consente un'analisi delle realtà complesse come i sistemi naturali di produzione. Ed è quindi la conoscenza proprio della diversità biologica, della biodiversità funzionale di tutti i meccanismi di interazione trofica che consentono di comprendere come è possibile una manipolazione degli ecosistemi e degli agroecosistemi naturali al fine di ridurre al minimo, ma non eliminarlo perché è impossibile, l'impatto dell'uomo su quelli che sono gli ecosistemi e i servizi ecosistemici, ovviamente cercando di conciliare l'apparente, diciamo, ossimoro di produttività e mantenimento di una diversità biologica, che comunque un costo da pagare c'è, ma conoscendo quello che si manipola e gestendo in modo approfondito le conoscenze per manipolarlo in modo mirato e finalizzato, si può ridurre al minimo questo costo, ma non assolutamente eliminarlo. Semplicemente vi lascio con questa piccola cosa, insomma, che vuole puntare a smussare quelle che sono le contrapposizioni fra l'approccio empirico e l'approccio conoscitivo di base che un pochino contrapponeva
la scuola ellenica a quella romana diciamo più empirica, che considerava i libri del botanico Teofrasto come dei libri che parlavano addirittura di fisiologia delle piante e di alcuni aspetti di conoscenze di base per un'agricoltura diciamo ispirata e guidata da conoscenze solide, che erano insomma più dei libri che piuttosto che servivano a quelli che dovevano coltivare i campi per la scuola dei filosofi. E talora questo tipo di atteggiamento lo si ritrova mentale, lo si ritrova ancora in alcune forme di interazioni fra varie componenti accademiche. C'è esposto per tutto quello che di fatto ognuno sostiene. Una buona base di conoscenza scientifica poi ha sempre bisogno di una validazione empirica in campo, ma una forte integrazione di questo duplice approccio basato su solide conoscenze di quello che è il mondo esterno, la biodiversità e il suo modo di funzionare, che può di fatto consentire uno sviluppo sostenibile della specie umana in un ambiente che diventa sempre più stretto, sempre più messo a dura prova e pertanto riuscire a produrre in modo sostenibile è una delle sfide che noi dobbiamo porci negli anni a venire come una delle principali sfide. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi dato un'idea generale su alcuni aspetti rilevanti della biodiversità e della protezione sostenibile delle piante, e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie professor Pennacchio, intanto per aver accettato il nostro invito, e poi per questa interessante, chiarissima e direi illuminante relazione. Nel dare la parola al professor Molgante voglio anche salutare e ringraziare l'onorevole Martina, che mi dicono ci stia seguendo dall'inizio, anche a nome del direttore e del rettore. E quindi prego Michele. Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi dato l'opportunità di presentare alcune brevi idee su come la scienza ci può aiutare a cercare di risolvere un'equazione complessa che potrebbe sembrare di impossibile risoluzione, ossia quella di riuscire a coniugare produttività, sostenibilità ambientale, economica e sociale e biodiversità. Il dato di fatto da cui dobbiamo partire è che alimentarci costa. Costa non solo, lo sappiamo tutti quando andiamo al supermercato, ma oltre a quei costi che corrispondono ai costi diretti della produzione degli alimenti, ci sono tutta una serie di costi indiretti che al momento nessuno sta pagando, perché se venissero riversati sul consumatore farebbero aumentare notevolmente il costo degli alimenti, e costi che al momento vengono pagati dal nostro pianeta. Il sistema alimentare è responsabile per circa 1/3 delle emissioni totali di gas climalteranti, e di questo 34% il 71%, quindi una proporzione di gran lunga maggiore, è dovuta alla produzione primaria. Solo il restante 29% è dovuto a tutto quello che viene dopo. E è la produzione primaria più il cambiamento di uso del suolo che deriva dal fatto di dover produrre gli alimenti. È un settore che ha bisogno di accurate analisi quantitative e sicuramente soffre della mancanza di analisi precise, perché troppo spesso le conclusioni non sono basate su dati precisi, sono basate su, al meglio, dati qualitativi, al peggio sensazione di impressioni. Io uso sempre l'esempio di un lavoro che è stato pubblicato qualche anno fa su Nature Plants, dove dei colleghi economisti inglesi hanno fatto un'analisi di life cycle assessment del ciclo di produzione di un filone di pane, 850 grammi, che devono arrivare sul nostro tavolo. Allora, questa analisi ci dice che nella produzione di quel filone di pane ciò che pesa in maniera sproporzionata è proprio anche qui la produzione primaria, cioè andare dal momento in cui seminiamo in campo i semi di frumento fino al momento in cui li raccogliamo.
anche in questo caso circa il 70% dell'impatto, comunque lo misuriamo, è dovuto a quello. Tutto quello che viene dopo pesa solo per il restante 30%, e in questo caso specifico di quel 70%, 2/3 sono dovuti a un unico elemento, che è la fertilizzazione azotata. A cosa ci servono queste analisi? Ci servono perché ci dicono che se vogliamo agire per diminuire l'impatto ambientale di quel prodotto, è inutile che andiamo ad agire sulla componente che pesa per il 5%, come ad esempio il trasporto. Dobbiamo agire su quella che pesa per il 40%, vedi fertilizzazione azotata. E questo ci dice che sicuramente c'è tanto bisogno di analizzare, misurare, quantificare. Io personalmente sarei molto favorevole a farlo in maniera sistematica, a mettere sugli alimenti delle etichette di impatto ambientale, oltre alle etichette che ci dicono quante calorie sono contenute, quanti lipidi, proteine, carboidrati. Di cosa abbiamo bisogno per riuscire a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni agricole? Abbiamo bisogno di innovazione. Cosa serve in agricoltura, come anche in altri settori, perché l'innovazione passi, nel caso dell'agricoltura, dal laboratorio alla tavola? Volendo essere schematici, ci servono 4 cose. Ci serve una ricerca, preferibilmente una ricerca di eccellenza, e non è quello il problema. Ci serve un sistema di trasferimento tecnologico che porti la ricerca dai laboratori al sistema produttivo, ma poi ci servono altri 2 elementi che sono fondamentali. Ci serve un insieme di regole che sia adeguato e che non impedisca, che non sia un freno all'innovazione, e ci serve soprattutto, e questa è la parte fondamentale, l'accettazione da parte dei consumatori, perché se ci manca l'ultimo elemento possiamo fare tutto il resto al meglio, ma non andremo da nessuna parte, non avremo un impatto misurabile. Sicuramente in campo agricolo ed alimentare c'è difficoltà da parte dei consumatori a accettare innovazioni. Non è un aspetto solo legato al settore agroalimentare. Ho preso questo da un articolo scritto oggi sul Corriere della Sera da Massimo Sideri, che ci ricorda tanti esempi, anche molto lontani, di innovazioni che inizialmente sono state mal accettate. La stampa a caratteri mobili, il telaio per produrre i tessuti, il cavallo di Troia, che veniva giudicato una slealtà. E quindi la conclusione a cui dobbiamo arrivare è che la verità è che l'uomo ha sempre avuto pregiudizi nei confronti della tecnologia, e noi dobbiamo riuscire come scienziati a vincere questi pregiudizi. Quindi un aspetto fondamentale in campo agroalimentare è che dobbiamo riuscire a cambiare la percezione che il consumatore ha dell'innovazione. Dobbiamo cambiare la narrativa e la visione che fino adesso è stata comunicata al consumatore come la visione vincente. Quando andiamo a acquistare alimenti, e succede anche a me, siamo vittime di alcuni equivoci. Io dico che queste sono le 3 equazioni del consumatore. Vecchio è buono, nuovo è cattivo, naturale è buono, artificiale è cattivo, piccolo è buono, grande è cattivo. Se voi ci pensate, molto spesso quando fate le scelte al supermercato, scegliete in base a questi criteri che non necessariamente, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, ci portano a fare le scelte sbagliate. In agricoltura, e questo l'ha dimostrato bene anche Stefano, non sempre produrre in maniera meno intensiva vuol dire inquinare di meno. Se stiamo alla zootecnia, 2 giorni di convegno di zootecnici a cui ho assistito 2 settimane fa mi hanno convinto che in realtà i sistemi più intensivi sono quelli che, se la sostenibilità è misurata per unità di prodotto, inquinano di meno. In agricoltura, quindi, abbiamo bisogno di innovazione, e noi abbiamo oggi 2 elementi tecnologici che potrebbero consentirci di riuscire a produrre tanto quanto produciamo adesso, e probabilmente anche di più, impattando di meno, ossia diminuendo gli input che entrano nel sistema di produzione agricola. Questi sono l'innovazione genetica e sono l'innovazione digitale. In altre parole, il miglioramento genetico avanzato da un lato e l'agricoltura digitale di precisione dall'altro.
Però tutte e due queste tecnologie, chi più chi meno, trovano difficoltà ad essere accettate da parte dei consumatori. Quello verso cui dobbiamo andare, e qui l'ha detto la SISA, l'ha detto in passato anche la FAO, la ISA, scusate, e l'ha detto in passato anche la FAO, è andare verso un'intensificazione sostenibile. Ossia, cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo riuscire a produrre di più consumando di meno. Questo editoriale che era uscito su Science qualche anno fa ci riportava dei concetti importanti, nel senso che secondo alcuni, o forse in campo agricolo direi secondo molti, non c'è bisogno di aumentare le produzioni. Non c'è bisogno di aumentare le produzioni se noi riusciamo a agire su due fattori: diminuire gli sprechi, che è sicuramente importante, va fatto, e dall'altra parte diminuire il consumo di carni. Quello che gli autori di questo editoriale dicono è che sì, sicuramente queste cose vanno fatte e possono aiutare, ma non esiste una bacchetta magica della ridistribuzione. Tutti gli agricoltori hanno bisogno di aumentare le produzioni e al tempo stesso aumentare i servizi ambientali, ossia diminuire l'impatto ambientale di queste produzioni. Cos'è successo negli ultimi 60 anni? È successo che in diverse parti del mondo questo obiettivo di andare verso un'intensificazione sostenibile è avvenuto a velocità diversa. Qui vediamo un indice di produzione pro capita che è parametrato mettendo uguale a 100 al 1960 e ci fa vedere come in Asia le produzioni siano aumentate, in Sud America siano aumentate, negli Stati Uniti siano aumentate per quanto decisamente di meno, in Europa sono aumentate per poi tornare a diminuire. Quello che sicuramente ci deve preoccupare molto è che in Africa la produzione pro capite è di fatto rimasta quasi identica a quella degli anni 60 e i grandi problemi verranno da quel continente, perché quel continente conoscerà il maggiore aumento demografico da qui in avanti e anche il maggiore aumento in termini di fabbisogni alimentari. Io tendo sempre a essere molto schematico, sempre volendo essere molto schematici, com'è che noi possiamo apportare progresso tecnologico in agricoltura? Fondamentalmente per tre strade. Utilizzare la genetica, cioè andare a modificare il patrimonio genetico degli animali e delle piante che usiamo per alimentarci, e l'abbiamo fatto a partire dal momento in cui le abbiamo addomesticate 5-8 mila anni fa. Possiamo farlo attraverso la chimica, possiamo farlo attraverso le tecniche agronomiche. Quello che i dati storici ci dicono, e qui ovviamente ammetto di avere un bias perché mi occupo di queste cose, sono che i maggiori aumenti sia di produttività che di sostenibilità ambientale sono derivati dal miglioramento genetico. 50% o più il dato storico, secondo alcuni oggi siamo più vicini al 80%. Forse l'esempio più evidente del successo della genetica è stata l'introduzione degli ibridi di mais. Qui vedete le produzioni dal 1885 per ettaro fino al 1930 circa, quando si utilizzavano popolazioni a libera impollinazione, produzioni pressoché costanti. A partire dal 1930 la famiglia che poi fondò la Pioneer iniziò a introdurre gli ibridi di mais e vedete che la pendenza di quella retta è decisamente cambiata, finalmente è iniziata a salire e a partire dall'introduzione degli ibridi a singolo incrocio è andata aumentando in maniera costante di circa l'1,5% all'anno. Tenete conto che alcuni oggi vorrebbero ritornare alle popolazioni a libera impollinazione. Potete capire che conseguenze questo potrebbe avere. Ci stiamo preoccupando delle conseguenze della mancata esportazione del mais dall'Ucraina. Questo sicuramente avrebbe degli impatti molto più grandi. La genetica ci può aiutare? Sì, perché la genetica ha fatto passi avanti enormi negli ultimi decenni. Siamo riusciti finalmente ad accedere a qualcosa a cui non avevamo mai avuto accesso, che era l'identità dei geni che controllano i caratteri di interesse agronomico, quelli che si chiamano caratteri quantitativi o complessi. Sappiamo oggi che non sono controllati da un numero infinito di geni, come diceva la teoria della genetica quantitativa, ma sono in numero finito e si può agire su questi. E dall'altro lato la scienza e la tecnologia ci hanno messo a disposizione
fantastiche metodiche che ci permettono di andare a modificare in maniera mirata singoli geni, ma addirittura singole basi presenti nel DNA di quei geni, rendendo il miglioramento genetico un processo molto più efficiente di quanto non sia stato fino ad oggi. Quindi stiamo entrando in quella che molti chiamano l'era del miglioramento genetico di precisione, in cui partiamo dall'identificazione dei geni che controllano i caratteri di interesse agronomico, come ad esempio l'efficienza d'uso dell'acqua, l'efficienza d'uso dei fertilizzanti. I grandi progressi verranno probabilmente da aumentare l'efficienza fotosintetica, perché è un carattere sul quale fino ad ora il miglioramento genetico non è riuscito ad operare. E poi abbiamo un insieme di tecnologie che in Europa oggi prima venivano chiamate New Breeding Techniques, oggi la Commissione Europea le chiama New Genomic Techniques, noi in Italia le abbiamo volute chiamare TEA o tecnologie di evoluzione assistita, che ci possono consentire di andare a modificare in maniera mirata singoli geni, ad esempio attraverso la cisgenesi, che ci può servire per introdurre geni di resistenza in maniera molto veloce e indolore, o andare a modificare singole basi per ottenere l'effetto desiderato attraverso, ad esempio, quella meravigliosa tecnologia messa a punto da Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, che va sotto il nome di genome editing o di CRISPR-Cas. Il concetto però fondamentale è che abbiamo bisogno dell'innovazione varietale. Cadere vittima della nostalgia, dei bei tempi andati e pensare di risolvere tutto andando a recuperare le varietà antiche è un'utopia. Cos'è che oggi frena l'utilizzo di queste tecnologie? Sicuramente un problema di tipo normativo. L'Europa fa fatica ad adattare la sua normativa all'evolversi della tecnologia e continua a trattare tutte le tecnologie alla stessa maniera, preoccupandosi più del processo che porta alla modificazione genetica che non della natura della modificazione genetica stessa, che è il vero problema che andrebbe considerato. Oggi abbiamo una situazione per cui il genome editing, anche quando va a produrre una mutazione uguale a quella già presente in natura, viene trattato come un organismo transgenico. La Commissione Europea sta lavorando a una rivisitazione della normativa. Per chi fosse interessato è aperto fino al 31 maggio una consultazione pubblica sul sito della Commissione Europea in cui si può dare il proprio parere su come trattare queste tecnologie. Ma quello di cambiare l'agricoltura attraverso il progresso tecnologico non è l'unica strada a cui si pensa, perché secondo alcuni invece l'agricoltura può andare avanti guardando indietro. E qui stiamo in questo equivoco della nostalgia per i bei tempi andati. È sicuramente facile per tutti diminuire l'impatto ambientale se vado a diminuire la produttività. Vuol dire, se non produco nulla, non impatto nulla. E dall'inizio fino a lì ci sono tutti i diversi gradi a cui posso andare. Però quello che non ci interessa è semplicemente aumentare la sostenibilità per unità di superficie, perché, ripeto, sono bravi tutti a farlo, non ci serve uno scienziato, lo fa anche un bambino. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare è aumentare la sostenibilità per unità di prodotto e non diminuirla, come invece spesso avviene con questi sistemi che Stefano ha chiamato low input, perché il rischio di voler adottare questi sistemi che vanno a diminuire la sostenibilità per unità di prodotto è quello di affidare la produzione a qualcun altro e quindi, dopo aver fatto l'offshoring delle produzioni manifatturiere, fare anche l'offshoring dell'impatto ambientale. Si parla di breeding partecipativo, c'è chi dice basta con gli ibridi, c'è chi vuole tornare ad arare con l'arato trainato dai cavalli, tutte cose bellissime, però dobbiamo fare i conti con la realtà. E la realtà è, ad esempio, quella che ci fa vedere questo studio che è stato pubblicato 4 anni fa su Nature Communications, dove si simulava quello che sarebbe stato l'effetto sull'agricoltura mondiale di una conversione totale del modello di produzione agricola ad un modello di agricoltura biologica. Io non sono contrario all'agricoltura biologica, ne condivido perfettamente le finalità. Posso non essere d'accordo sulle modalità con cui arrivare a raggiungere quegli obiettivi. Cosa ci dice questo studio? Ci dice che alla fine dei conti riusciremo ovviamente a ridurre
l'utilizzo di prodotti chimici, ma quello ça va sans dire, nel senso che si definisce così l'agricoltura biologica. Riusciamo a migliorare la situazione del ciclo dell'azoto, però abbiamo aumenti notevoli dell'erosione dei suoli, abbiamo aumenti notevoli della deforestazione e soprattutto abbiamo aumenti di utilizzo di terreni agricoli che vanno dal 40 al 75% rispetto alla superficie attualmente utilizzata. E qui sta la più grande minaccia per la biodiversità, perché quella terra verrebbe sottratta a ecosistemi naturali che sono enormi serbatoi di biodiversità, anche perché non sarebbe sottratta in Europa, sarebbe sottratta in paesi come il Brasile, l'Asia, l'Africa, dove ci sono gli ecosistemi che sono il vero serbatoio della biodiversità che abbiamo sul nostro pianeta. Una cosa interessante su cui riflettevo guardando questi studi, che sia questo, che sia il life cycle assessment del filone di pane, è che in realtà non viene mai misurato l'impatto sulla biodiversità. E credo che sarebbe interessante introdurre anche quella misura nell'analisi complessiva per comprendere quelli che sono gli impatti delle scelte che facciamo in campo agricolo. Chiudo prendendo spunto da un editoriale che è uscito qualche mese fa su Nature, Ecology and Evolution, che si intitolava "L'agricoltura non è rocket science", e prendeva spunto dalla pandemia da Covid-19 per dire che l'agricoltura non ha bisogno di soluzioni high-tech, forse dimenticandosi che se da questa pandemia finalmente ne stiamo uscendo è proprio grazie a soluzioni iper high-tech, perché i vaccini RNA sono obiettivamente una tecnologia rivoluzionaria che ci ha consentito di vivere la pandemia in maniera molto meno grave di quello che ad esempio sta vivendo oggi la Cina. E credo che invece il messaggio da dare è che non è rocket science, è decisamente qualcosa di più complesso e quindi ha bisogno di tecnologia, tanto quanto il settore medico, dove l'adozione della tecnologia è molto meno avversata dai cittadini. Quindi credo che uno sforzo che dobbiamo fare tutti assieme sia quello di cercare di cambiare la percezione dell'innovazione in agricoltura, perché se non riusciamo a farlo non ne verremo fuori. Dobbiamo riuscire a far capire che la scienza ci può consentire di conciliare produttività e sostenibilità. Dobbiamo far capire che l'innovazione non va necessariamente in contrasto con le tradizioni, anzi in alcuni casi ci può permettere di preservare le tradizioni e non va neanche sempre in contrasto con la diversificazione agricola ed alimentare. Credo che un'altra cosa su cui come scienziati e anche come docenti dovremmo concordare è che l'agricoltura non ha bisogno di definizioni categoriche e dogmatiche. Oggi abbiamo un'agricoltura per tutti i gusti, abbiamo l'agricoltura biologica, biodinamica, conservativa, rigenerativa, simbiotica. Andrea Illy parlava dell'agricoltura virtuosa, come se fossimo tutti delinquenti. Non ci servono queste categorie, perché ad ogni categoria è accoppiato un insieme di divieti e ogni volta che ci neghiamo la possibilità di usare una tecnologia, riduciamo le possibilità di trovare la soluzione ottimale. Noi abbiamo bisogno di combinare tecnologie, combinare soluzioni, misurare qual è l'impatto di ogni combinazione e poi scegliere quella vincente. Io credo che l'agricoltura sia una sola e così come si è sviluppato il concetto di One Health, noi dovremmo usare il concetto di One Agriculture, cioè un unico tipo di agricoltura, e quella che noi vogliamo come unico tipo di agricoltura è quella che produce di più e impatta di meno. Credo che sia importante che riusciamo a educare i giovani a comunicare e divulgare questi concetti, perché possono essere loro i portatori del messaggio che deve arrivare dalle aule universitarie ai cittadini per riuscire a veramente compiere una rivoluzione in agricoltura. Grazie. Grazie Michele. Quindi tradizione oggi e rinnovazione ieri, mi verrebbe da dire. No, grazie per l'estrema chiarezza, penso che gli spunti siano molti, non mancheranno di stimolare domande, riflessioni.
siamo un po' in ritardo. Io do la parola alla dottoressa Minuti, che ci parlerà di un argomento importante che è la nuova PAC e le scelte per il piano strategico, le scelte del piano strategico 23-27 che l'Italia ha proposto all'Unione Europea. Sì, grazie. Innanzitutto mi ci sono anche osservazioni positive. Mi sentite innanzitutto? Ecco, ho preferito alzarmi per muovermi un po'. Io ringrazio innanzitutto il direttore del Dipartimento, il professor Piasentiere e il professor Bovolenta per l'invito a questo importantissimo seminario molto interessante. Ho seguito con grande interesse gli interventi che hanno preceduto. Adesso sicuramente il taglio sarà molto diverso, meno scientifico, forse un po' burocratico, spero non troppo. Ecco, sul tema della crisi, che diciamo diventa un po' l'occasione scatenante questo interrogativo che si pone il seminario, magari mi riservo di dire qualcosa alla fine se ci sarà il tempo. Sono stata infatti chiamata a trattare questo tema importante della nuova politica agricola comune, che è un tema su cui potremo parlare per ore e ore, ma ovviamente non ne abbiamo la possibilità. Cercherò di tracciare velocemente i tratti principali, i tratti salienti. Innanzitutto di questa riforma della PAC se ne discute già da molti anni. C'era una discussione così accesa che la PAC sarebbe entrata in vigore con un anno di ritardo. A quel punto è intervenuta la pandemia e il gioco è stato fatto, nel senso che l'attuale programmazione è stata prorogata di 2 anni e la PAC prenderà avvio nel 1° gennaio 2023, sempre che non ci siano ulteriori cambiamenti prossimi derivanti appunto dalle situazioni che si stanno verificando negli ultimi periodi. Ecco, quindi il periodo appunto avrebbe dovuto abbracciare il 21-23, invece così non è stato, e quindi parliamo di una politica che si attiverà il prossimo anno, nel 23. Tracciamo il quadro strategico. Ecco, qui si ripropone la diapositiva dell'agenda dell'ONU che si è data per il 2023, scusate, per il 2030, oltre diciamo all'obiettivo che aveva segnalato prima il professor Bovolenta di sconfiggere la fame, che peraltro prevede anche raddoppio dell'incremento della produttività agricola, il miglioramento del reddito delle imprese agricole. Io avrei segnalato quest'altro, il numero 12, sul consumo e la produzione responsabili, dove vediamo anche diciamo il simbolo del ricircolo, quindi dell'economia circolare, che invita ad un utilizzo efficiente delle risorse naturali, incoraggiando le imprese ad adottare pratiche sostenibili. Oltre a questo quadro c'è la politica del Green Deal, su cui si è già detto che è una politica che intende tracciare un percorso sostenibile che si è data la Commissione, l'Unione Europea alla fine del 2019 e condizionerà di fatto tutti i settori produttivi, compresi l'agricoltura. Al suo interno 2 strategie fondamentali che diciamo traducono e rendono operativi alcuni dei principali obiettivi legati a questa politica europea. Sono la strategia Farm to Fork, da produttore al consumatore, che si pone degli obiettivi molto sfidanti. Ecco, qui sono riportati, non vado certamente a leggerli, evidenzio solo, visto diciamo l'argomento toccato poc'anzi nell'intervento precedente sull'agricoltura biologica, che uno degli obiettivi è quello di far sì che i terreni agricoli biologici a livello europeo raggiungano la percentuale del 25% entro il 2030. Tenete presente che al momento la percentuale è del 15%. La strategia sulla biodiversità poi invece appunto traccia quegli indirizzi per proteggere e ripristinare la biodiversità, la natura, e anche in questo caso prevede comunque delle condizioni per le superfici agricole, auspicando, anzi si ponendosi come l'obiettivo di trasformare almeno il 10% di tali superfici in aree ad alta biodiversità, e ciò comporterà sicuramente una transizione verso le
pratiche agricole e forestali sostenibili. Ma ora veniamo agli obiettivi generali della PAC 21-27, che appunto diventa 23-27. Sono evidenziate le parole chiave delle tematiche oggetto del seminario di oggi, quindi la sicurezza, l'esigenza di garantire un'adeguata produttività che diciamo conferisca una sicurezza alimentare a lungo termine, ma dall'altra parte l'esigenza di mantenere un'adeguata biodiversità, fornire delle risposte, delle azioni a favore del clima e dell'ambiente. Questi obiettivi poi si declinano in 9 obiettivi specifici, a cui si sovrappone un obiettivo trasversale, quello della conoscenza e dell'innovazione. Sostanzialmente ricalcano obiettivi già, diciamo, applicati anche all'ultimo periodo di programmazione, rispetto al quale però iniziano a emergere alcune esigenze legate appunto a come il consumatore percepisce e quali esigenze esprime nell'alimentazione, e quindi ecco questo diciamo fa un po' il paio rispetto alla tematica. La nuova PAC poi si basa su una nuova architettura, qui sono a confronto quella attuale, che prevede, questo serve un pochino a spiegare poi come si compongono i premi che sono stati previsti per questa nuova politica agricola. Quindi nell'architettura attuale partiamo da un livello di condizionalità che definisce le buone condizioni agricole e ambientali, a cui si sovrappone il greening, e queste sono diciamo delle condizioni e delle regole obbligatorie che tutti gli agricoltori devono seguire, a cui poi si possono sommare degli impegni volontari che l'agricoltore assume, per i quali gli viene riconosciuto un premio aggiuntivo, che fanno riferimento alle misure di sviluppo rurale, quindi alle misure del secondo pilastro. Nel nuovo sistema architetturale abbiamo una condizionalità rafforzata, che quindi è obbligatoria per gli agricoltori, ma che prevede un livello, quindi un livello di condizioni ambientali superiore a quello precedente. Inoltre, sempre all'interno del primo pilastro, sono stati individuati questi regimi ecologici, su cui c'è stato un grandissimo dibattito a livello unionale, che sono obbligatori per gli Stati membri, nel senso che tutti gli Stati membri devono obbligatoriamente programmarli all'interno dei loro piani, e invece sono facoltativi per gli agricoltori. A questi poi si sommeranno gli interventi di sviluppo rurale del secondo pilastro, anch'essi diciamo con adesione volontaria. Ecco quindi che se guardiamo alle varie componenti, abbiamo una componente, quella dei pagamenti diretti, quella degli interventi di sviluppo rurale, e a cui si sommano poi gli interventi settoriali, che compongono adesso la nuova PAC, perché prima queste 3 componenti viaggiavano con strumenti separati. Adesso invece la novità forte e impattante per gli Stati membri è che queste componenti saranno tutte all'interno di un unico piano strategico che viene redatto a livello nazionale, con comunque delle specificità regionali. Questa è stata una richiesta espressa fortemente dai paesi a programmazione regionalizzata come l'Italia, come la Germania e come la Spagna, e quindi ci sarà un piano strategico appunto che delinea le caratteristiche principali della programmazione, definisce nel dettaglio specificamente tutti gli elementi che compongono gli aiuti del primo pilastro tradizionali, e poi ci sarà il dettaglio invece degli interventi di sviluppo rurale specifici per ciascuna regione. Rimanendo sul pagamento diretto, ecco, il pagamento diretto, questo diciamo è l'elemento che riscontra la maggiore novità rispetto alla PAC attuale, la PAC sempre la parte del primo pilastro che compone la PAC, e in quanto si compone di varie componenti. Scusate il gioco di parole, il pagamento di base, e qui sono rappresentate le percentuali di ripartizione anche della distribuzione dei fondi, sono percentuali in parte dettate dai regolamenti europei. Per esempio, gli ecoschemi non possono pesare meno del 25%,
E allo stesso modo il pagamento redistributivo deve pesare almeno il 15%, e altre sono invece delle scelte che sono state fatte dal Paese, dall'Italia, come ad esempio il pagamento per i giovani agricoltori. Ci sarebbe stata la possibilità di utilizzare un plafond fino al 3%, ha scelto di utilizzarne uno fino al 2% e di trasferire una quota di risorse sullo sviluppo rurale. Quindi il pagamento di base complessivamente può godere del 48%, che è una percentuale leggermente più alta alla percentuale di base definita dai regolamenti europei, che era del 45%. Questo per evidenziare che cosa? Ricordando lo schema precedente su come è composto all'interno dell'architettura verde il pagamento, ecco, vediamo che c'è un confronto tra la composizione del pagamento di base, quindi del pagamento certo che può ricevere l'agricoltore nell'attuale programmazione, che raggiunge il 58% se si considera anche la componente greening, e che ora invece diventa pari al 48%. Questo è il contributo certo che un agricoltore può ricevere. Per ricevere qualcosa di più deve assolutamente attivare qualche altro intervento, per esempio gli ecoschemi, sempre del primo pilastro, oppure le misure dello sviluppo rurale. Su questa componente del pagamento di base, peraltro, viene applicata la convergenza, però forse questo è un aspetto tecnico un po' spinto, quindi magari mi riservo di rimanere a disposizione, ma passerei oltre. Un'altra componente è il pagamento redistributivo, che va in qualche modo a avvantaggiare le aziende di montagna rispetto a quelle di pianura, perché prevede il pagamento di una quota relativa ai primi 14 ettari condotti per aziende che hanno una dimensione fino a 50 ettari. Queste appunto sono scelte che sono state fatte dall'Italia. I pagamenti accoppiati, ecco, questo è l'elemento, è la componente della PAC che in qualche modo va a compensare alcuni effetti, alcuni impatti su determinate filiere dettati dalla convergenza di cui prima. E quindi con i pagamenti accoppiati che riguardano tutti questi settori si va ad esempio a sostenere un settore, una filiera che è sempre stata sostenuta e che in questo periodo comunque risente fortemente di grosse difficoltà, che è quella della zootecnia da carne e da latte. Poi vengono diciamo aumentati i plafond per altre produzioni, quella del grano duro, del riso e degli agrumi. Questo perché, come vedremo dopo, negli ecoschemi che sono stati previsti, queste tipologie, queste colture, queste produzioni non trovano una risposta dagli ecoschemi previsti, e poi ci sarà invece, forse si vede nella diapositiva, no, ritorno precedentemente, comunque viene mantenuta anche la conferma al sostegno delle proteiche. Come dicevo, c'era anche un sostegno complementare per i giovani che si impegnano in agricoltura. Ecco, questi sono in estrema sintesi i 5 ecoschemi che sono stati definiti all'interno del piano strategico. Uno riguarda il pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici, quindi è rivolto al settore, principalmente al settore degli allevamenti, al settore zootecnico. Un altro è l'inerbimento delle colture arboree, che quindi riguarda invece appunto tutti i sistemi permanenti di colture, gli olivi di particolare valore paesaggistico, e quindi viene da sé insomma l'area che sarà interessata da questo ecosistema. Il quarto è il sistema sui foraggeri estensivi, e poi c'è una misura specifica per gli impollinatori. Ovviamente qui sono riportati tutti i dettagli degli ecoschemi, non li seguiamo adesso, ma eventualmente per chi fosse interessato posso lasciare agli atti la presentazione. Mi fermo solo sull'Eco 4, che è quello su cui in questo momento c'è il maggiore, diciamo, dibattito, nel senso che dovrebbe appunto favorire e sostenere i seminativi, sostanzialmente le foraggere e i seminativi, però è chiaro che nel momento in cui
In questo ecoschema non viene consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, siete i primi a spiegarmi che appunto la produzione sicuramente ne risente. Quindi su questo ecoschema, appunto in questo momento della crisi e dell'esigenza dell'approvvigionamento e dell'aumento della produzione, c'è un forte dibattito e si valuterà se potrà essere in qualche misura adeguato. Gli interventi settoriali poi riguardano ortofrutta, apicoltura, c'è un nuovo intervento sulla patata, viticoltura e olivicoltura. Passiamo rapidamente agli interventi dello sviluppo rurale. Come dicevo prima, non saranno più degli interventi racchiusi in un programma di sviluppo rurale regionale a sé stante, ma faranno parte di questo piano strategico redatto a livello nazionale. C'è una forte collaborazione tra il Ministero e le regioni. In questo momento complessivamente sono stati individuati oltre 70 tipologie di interventi, ovviamente che verranno attivati dalle regioni a seconda dell'esigenza o della coerenza rispetto alla propria realtà. Per andare a individuare le esigenze del Friuli Venezia Giulia, dei settori produttivi e delle aree rurali della regione, la Regione ha inteso avviare un percorso di consultazione locale che è durato un periodo discretamente lungo, anche perché è stato avviato proprio alla vigilia della pandemia. Però è stato un percorso molto proficuo e di grande confronto e siamo arrivati a definire al termine del percorso le strategie, le priorità strategiche per il Friuli Venezia Giulia, priorità strategiche traguardando anche noi, diciamo, un orizzonte temporale medio-lungo, quindi il tema del percorso era proprio l'agricoltura FVG verso il 2030 e queste priorità riguardano nell'interezza i sistemi, i settori produttivi e le aree rurali della regione, rispetto alle quali potranno essere poi non solo programmati gli interventi di sviluppo rurale, ma anche altri interventi regionali o anche tramite altri programmi che potrebbero consentire appunto di conseguire queste priorità. Ecco, e qui rapidamente vi mostro, rispetto a quegli oltre 70 interventi di sviluppo rurale che in questo momento si stanno discutendo sui tavoli nazionali e con la Commissione europea, quelli che evidenziati in neretto su cui appunto la Regione insieme al tavolo di partenariato sta valutando di attivare per il prossimo periodo di programmazione. Questi sono gli interventi sulle superfici, stiamo pensando anche di attivare qualcosa di nuovo rispetto al passato, mentre abbandoneremo alcuni interventi di minore impatto, diciamo in termini finanziari e gestionali, per favorire una maggiore ottimizzazione nell'impiego delle risorse. Ecco, ovviamente ci sarà la produzione biologica, perché su questa linea di intervento la Regione ha investito molto negli anni precedenti e sicuramente vorrà contribuire a quell'obiettivo generale che fa parte anche del piano strategico nazionale. Questi invece sono le indennità in zona montana, le indennità nelle zone agricole Natura 2000, poi ci sono gli interventi per i giovani, ci sarà un pacchetto di interventi a favore delle assicurazioni, verrà creato anche un fondo mutualistico contro gli eventi catastrofali, mentre questi sono gli interventi a investimento nelle produzioni agricole e agroalimentari. E poi altri interventi legati all'innovazione. L'Università di Udine partecipa a diversi progetti dei gruppi operativi del PEI che verrà riproposto. C'è l'approccio leader per le zone svantaggiate della regione, le zone montane condotte dai GAL, e poi tutta una serie di interventi legati all'innovazione e alla formazione. Ecco, andando a chiudere, rispetto alla condizione, diciamo alla situazione contingente, questo programma, ecco, faccio solo presente che il programma è stato predisposto e redatto alla vigilia dell'evento bellico in corso, e quindi l'Unione Europea ha inteso intervenire subito con tutta una serie di strumenti a supporto delle imprese e anche per favorire appunto diciamo
una risposta alle criticità emergenti, per cui ad esempio qui viene riportata questa decisione della Commissione a cui ha seguito un decreto ministeriale che consente di derogare da una regola dell'attuale programmazione dell'attuale PAC per l'anno 2022, per cui è consentito coltivare anche nei terreni, coltivare, pascolare ed è consentita la fienagione anche in quei terreni che in realtà sono adibiti a riposo e pagati come tali. Ecco, questo è diciamo giusto un esempio come una delle azioni promosse. Ecco, e chiudendo, questo è giusto un riepilogo dello stato dell'arte del piano strategico italiano, che quindi è stato presentato alla fine dello scorso anno, entro la scadenza prevista. Il Ministero ha già ricevuto le osservazioni della Commissione che sono in corso di controdeduzione. L'obiettivo sarebbe quello di presentare il piano nella sua fase definitiva entro luglio di quest'anno, perché comunque entro l'anno dovrà essere approvato per entrare in vigore il 1° gennaio 2023. Ripeto, sempre che appunto non ci siano decisioni diverse, perché ad esempio molti paesi europei, molti paesi membri hanno già chiesto il rinvio ulteriore di un ulteriore anno. Dalle informazioni acquisite ci sembra abbastanza difficile che ciò avvenga, probabilmente l'Unione Europea intenderà procedere piuttosto con deroghe o soluzioni diciamo ad hoc appunto per rispondere alla situazione contingente. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e faccio solo una brevissima, se il professore mi consente, ancora 30 secondi. Il dottor Martina deve lasciarsi alle 17:50 per quello che ti stavo allora niente, semplicemente per dire che la crisi è una grande occasione per, e qui mi rivolgo ai giovani, perché è un'occasione per porsi delle domande, per studiare, per analizzare, conoscere. Voi avete tra l'altro tutte queste grandi possibilità di forse tracciare e trovare delle soluzioni e dare delle risposte opportune e adeguate. Vi ringrazio. Grazie, dottoressa Minuti, di questa presentazione importantissimo. Mi verrebbe da dire che hai parlato di pagamenti, che un pagamento, perché non diventi un contributo a fondo perduto, dovrebbe fare riferimento a servizi individuati sui territori, misurati adeguatamente e pagati adeguatamente, altrimenti. Intanto vedo in collegamento il dottor Martina, che ringrazio assolutamente di essere presente. Mi scuso anche per il leggero ritardo, so che lei ha impegni più tardi, quindi le lascio sicuramente la parola. Prego. Grazie a voi, spero mi sentiate. Benissimo. Perfetto, grazie professore, saluto e ringrazio per questa occasione. Sono contento di poter contribuire a questo importante appuntamento. Sono riuscito a sentire anche parte delle relazioni, non tutte purtroppo, ma parte delle relazioni di questo pomeriggio. Le ho trovate tutte molto stimolanti e c'è un filo ovviamente che lega ogni riflessione fatta questo pomeriggio dai colleghi che sono intervenuti anche un po' al punto di vista, all'osservazione, alla prospettiva che cercherò di offrirvi in questi pochi minuti di contributo. Voglio innanzitutto salutare e ringraziare anche il magnifico rettore per questa occasione, naturalmente il Dipartimento e tutti voi. Dal mio osservatorio tutte le questioni essenziali che sono state toccate prima si legano ovviamente innanzitutto alla fase che stiamo vivendo, alla fase globale che stiamo vivendo. È stato detto anche prima, ma io non posso non partire da quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni e quello che stiamo vivendo ancora. Il combinato effetto della pandemia, dell'emergenza sanitaria, legato all'impatto dei cambiamenti climatici, legato
agli effetti generati dai conflitti e segnatamente da questo conflitto. Provocano e hanno provocato soprattutto sui temi essenziali della sicurezza alimentare globale dei giganteschi interrogativi e stanno provocando un cambiamento profondo. Ovviamente c'è una fase d'emergenza acuta ancora aperta ed è legata a tutti i grandi temi che voi conoscete, che sono richiamati un po' anche all'attenzione dell'opinione pubblica, soprattutto in queste ore, devo dire. È incredibile dal mio punto di vista come nel giro di poco tempo un conflitto drammatico come quello che stiamo vivendo ha riproposto anche all'opinione pubblica la centralità di alcuni temi che, secondo me, la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica non aveva nei radar. Per schematizzare, si pensava prima di questo conflitto che le grandi questioni geopolitiche in qualche modo si rivolgessero esclusivamente alle questioni energetiche, che il petrolio fosse un po' la chiave di volta della comprensione di ogni dinamica geopolitica. Questo conflitto, per la sua natura, per i paesi che coinvolge, per gli effetti combinati che determina, ripropone in tutta la sua grandissima evidenza la centralità, ad esempio, delle capacità produttive di beni agricoli e alimentari essenziali. Riscopriamo il grano come grande strumento anche di convivenza o di, come dire, conflitto. Ora, so di dirlo a una platea che conosce questi temi, ma è dal mio punto di vista rilevante osservare come in questo momento i temi della sicurezza alimentare, in tutta la complessità che portano, vengono portati all'attenzione dell'opinione pubblica in una forma nuova. E anche i cambiamenti climatici che le agricolture del pianeta stanno vivendo portano a far emergere anche in forme nuove la comprensione dell'impatto di questa trasformazione epocale ai temi legati proprio alla sicurezza alimentare dei popoli, alle politiche agricole degli stati, alle insufficienze degli strumenti che abbiamo per adattare, mitigare, gestire questo fenomeno. Il fatto è che tutti noi siamo oggi di fronte all'urgenza, secondo me, di una capacità nuova di definire strategie coerenti con questi cambiamenti storici. Sono cambiamenti storici, sono cambi di fase, non sono emergenze che vanno e vengono o, come dire, shock che poi si riassorbono senza mutare il terreno di gioco dentro il quale o sopra il quale noi saremo chiamati poi a definire le nostre azioni, le politiche locali, le politiche nazionali, quelle europee. Senz'altro, ad esempio, per un'organizzazione come la FAO, la sua funzione stessa, la logica del multilateralismo, con quali strumenti, per quali obiettivi, con quali linee d'azione. Noi siamo dentro questa fase e l'impegno che stiamo cercando di determinare da qui ovviamente ha questa duplice natura. C'è una natura emergenziale che sostanzialmente ci occupa H24 in questi giorni per definire, per capire come riuscire a gestire una fase emergenziale come questa. I dati credo che voi li conosciate perfettamente. Noi già prima del conflitto avevamo un aumento vertiginoso della fame nel mondo e l'ingresso di milioni di persone nell'area della fame critica. Questa tendenza risale al 2014, si rende più acuta ovviamente in particolare nel passaggio 2020-2021 per effetto della pandemia. Io voglio sempre ricordare che
proprio i dati diffusi qualche settimana scorsa, 10 giorni fa, sono impressionanti, perché noi tra il 2020 e il 2021 abbiamo avuto in 12 mesi un balzo di oltre 40 milioni di persone nuove, purtroppo 40 milioni di persone che si sono aggiunte a quelle che già stavano nell'area della fame acuta, ed è come se in sostanza l'intera popolazione del Canada in 12 mesi fosse entrata in una zona di insicurezza alimentare. Tutto questo prima della guerra. Questa guerra naturalmente strappa ulteriormente la situazione. Ed è bene ricordare che i conflitti rimangono ancora oggi la principale causa di fame nel mondo. Noi abbiamo 3 grandi cause: i conflitti, che rimangono di gran lunga la principale causa della fame, i cambiamenti climatici estremi, che hanno coinvolto più di 25 milioni di persone solo tra il 2020 e il 2021, e gli shock economici determinati da crisi come quelle pandemiche, che hanno impattato per oltre 30 milioni di persone già solo nella fase che richiamavo prima. Questo è il quadro che abbiamo davanti a noi. Cosa fare? Cerco anche un po' di interpretare alcune domande che vedo scorrere sulla chat, quando si chiede che l'evoluzione del quadro geopolitico riporta in primo piano uno degli obiettivi della PAC storica. Quale autosufficienza alimentare? A quali, e se sì, quali sono le conseguenze della programmazione? La mia personale opinione è che non bisogna leggere queste traiettorie con gli occhiali del passato. Cioè, io credo che la questione vera che si pone davanti a noi è quella di costruire un nuovo equilibrio. Il nuovo equilibrio, dentro il quale sì c'è anche il tema di una capacità dei territori di aumentare, di perfezionare, strutturare meglio la propria capacità produttiva, soprattutto per filiere strategiche essenziali. Questa discussione che si è aperta in Europa, che si è aperta in Italia, attorno a come produrre di più e meglio, è comprensibile, è giusta, va accompagnata con un ragionamento serio per filiere strategiche, per obiettivi definiti. La trovo necessaria questa discussione. Non la troverei pienamente soddisfacente se rischiamo di leggere anche queste dinamiche con gli occhi del Novecento, cioè se pensiamo che la questione dell'autosufficienza alimentare diventa una pulsione autarchica o, come dire, estremi, come dire, persino propagandistici completamente inattuabili e persino dannosi. Io credo che il tema non sia questo, il tema vero è costruire un nuovo equilibrio, capire come costruire questo nuovo equilibrio secondo alcuni criteri di massima sostenibilità, discutere che cosa vuol dire, ad esempio, aumentare la produttività dei nostri sistemi agricoli in ragione degli obiettivi di sostenibilità integrale che ci diamo, introdurre queste discussioni seriamente delle azioni che contemplino, ad esempio, la possibilità di trasferire innovazioni, tecnologia, ricerca al servizio di questi obiettivi, anche qua non riproponendo un dibattito secondo linee teoriche del passato che oggi non sono più coerenti con le enormi nuove opportunità che invece anche la scienza e la tecnologia oggi ci danno, e non devo dirlo certo a voi, avete avuto fior di relazioni prima, penso innanzitutto al professor Morgante, ma non solo, che più di me possono descrivere qual è il salto che si è compiuto e che determina il nuovo terreno anche di gioco e di lavoro su questo fronte. E io credo che questo sia tanto più necessario da un osservatorio, cioè credo che sia tanto più evidente
da un osservatorio come quello che ho il privilegio di frequentare qui alla FAO, dove capisci che la costruzione di queste strategie sono fondamentali anche per intrecciare le aspettative dei paesi sviluppati e le necessità dei paesi in via di sviluppo. Quando capisci che l'impatto dei cambiamenti climatici già in atto sulle produttività dei sistemi agricoli dei paesi in via di sviluppo rischia di essere ovviamente ancora più devastante rispetto a quelli sviluppati, capisci che la necessità che oggi abbiamo di costruire politiche pubbliche non solo nazionali ma multilaterali per trasferire efficacemente strumenti di efficientamento dei sistemi per via anche delle grandi innovazioni di ricerca, di innovazione tecnologiche che possono aiutarci a costruire questi equilibri nuovi, più avanzati, nei paesi in via di sviluppo. Questa è un'urgenza irrinviabile. E tutto questo acquisisce un significato ancora più evidente alla luce dell'impatto di questo conflitto per le onde, non vorrei dire lunghe, in realtà per le onde corte che ha generato anche lontano dai territori coinvolti dal conflitto. Dico onde corte perché sono state pressoché immediate e perché la dinamica che si è generata a livello globale, già aperta prima del conflitto, di aumento dei prezzi dei beni agricoli alimentari, rischia oggi di implodere in ragione del clima di incertezza e delle condizioni di mercato globale che questo conflitto ha scaricato innanzitutto sui paesi più fragili. E non sto a richiamare qui le notizie che tutti noi possiamo leggere di paesi in difficoltà dove si cercano di calmierare i prezzi con i sussidi, dove qualcuno riflette anche dell'introduzione di limiti all'acquisto di pane, dove si fanno divieti alle esportazioni per paura di non riuscire a governare le dinamiche economiche e sociali interne. Ma noi sappiamo, ad esempio, dalla storia delle crisi alimentari che abbiamo vissuto anche negli ultimi 20 anni, che nessuna politica di tipo protezionistico di stampo nazionale nel medio periodo risolve il tema. Anzi, l'effetto domino che può generare la sommatoria di politiche protezionistiche nazionali su questa scala in realtà acuisce il problema, non lo asciuga, non lo risolve. Qual è lo sforzo che stiamo cercando di fare noi? Quello di provare intanto a condividere, determinare delle linee di comportamento, delle politiche di indirizzo per i governi utili a non correre gli errori, a non ripercorrere gli errori del passato anche su questo fronte. Quando noi diciamo tenere i flussi aperti dei beni agricoli, non richiamiamo un concetto generale, evochiamo una necessità impellente proprio per evitare questo effetto domino. Quando cerchiamo di lavorare, come stiamo facendo in questi giorni, su strumenti di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di beni agricoli essenziali come il grano, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, ci poniamo il tema di un intervento straordinario finanziario dei paesi sviluppati a sostegno dei paesi in via di sviluppo proprio per cercare di compensare e diversificare gli approvvigionamenti. Questo sarà un grande tema che ci porteremo dietro, secondo me, per un po'. Che cosa vuol dire? In una fase nuova della globalizzazione, probabilmente hanno ragione, secondo me, quelli che ipotizzano una appunto globalizzazione selettiva, più riorganizzata per macro aree regionali. Che cosa vuol dire? Tenere aperto il fronte però di uno spazio del multilateralismo dentro queste fasi che riorganizzeranno le catene
di produzione, le catene del valore, anche delle filiere agricole e alimentari, e come tenere aperti degli spazi di compensazione utile, di cooperazione tra i paesi per fare questo mestiere. Sono tutti grandi temi che in qualche modo questa emergenza ci sta ponendo. Allora ci sono degli interventi di breve che stiamo cercando di operare, di gestire proprio nella logica, innanzitutto di evitare che le situazioni di crisi e le situazioni critiche si esasperino, ed è importante, credo, anche in questa occasione sottolineare il ruolo che l'Italia sta cercando di avere col suo governo, col governo italiano, in particolare nell'area mediterranea. Il governo italiano ha capito perfettamente per tempo, all'inizio di questo conflitto, che si rischiava un effetto domino sui temi di sicurezza alimentare, in particolare nel rapporto anche con tante condizioni, tanti paesi, tante condizioni difficili del contesto africano, e sta cercando di interpretare una funzione utile. I primi di giugno, insieme al governo italiano, organizzeremo un'importante iniziativa di confronto sui temi della sicurezza alimentare nell'area del Mediterraneo, proprio per cercare di agire insieme da questo punto di vista. Stiamo cercando di fare questo, e appunto stiamo cercando di tenere insieme la necessità di una risposta nell'emergenza con il tentativo di aprire con i governi in particolare una riflessione più strategica sui nodi della sicurezza alimentare, negli impatti che conflitti, cambiamento climatico e shock economici stanno generando proprio sulle nostre capacità produttive e sulle capacità dei sistemi agricoli di ogni latitudine, in particolare dei paesi in via di sviluppo, di corrispondere ai bisogni che hanno davanti a sé. Questa è un po' la nostra sfida. Naturalmente raccontarla in pochi minuti non è facile, ma insomma io volevo in qualche modo contribuire alla riflessione di questo pomeriggio dando qualche flash, qualche suggestione, forse anche qualche provocazione attorno a questi temi, perché penso che mai come in questo momento emerge tutta la contemporaneità di questi temi, e quindi anche, se posso dire, tutta la necessità di attrezzare capitale umano, professionalità, competenze attorno a questi temi. È, direi, quasi un bisogno pubblico, oltre che una dimensione privata di ciascuno di noi negli interessi che ha, per le professionalità che vorrà cercare di esercitare, per le passioni che ha. Qui c'è un bisogno proprio pubblico di attrezzare persone che con varie competenze affrontino questi nodi, che sono poi i nodi della convivenza, perché poi altro non è che cercare di ragionare di come, anche a partire, vorrei dire, soprattutto a partire dal tema fondamentale del diritto al cibo e della sicurezza alimentare, noi costruiamo delle linee di azione per il vivere comune. E quindi, insomma, questo a me pare sia essenziale dire oggi qui, con la consapevolezza che è un work in progress faticoso, perché anche provare a raccontare le ragioni del multilateralismo su questi temi in un tempo di guerra, posso assicurare che è molto complicato, e vedi tutta l'insufficienza anche, no, degli strumenti che abbiamo a disposizione per colmare questo spazio, che però è necessario, tanto più oggi si rende necessario. Grazie. Grazie veramente, dottor Martino, della sua disponibilità e per averci proposto la sua analisi, le sue riflessioni, che sicuramente riprenderemo, visto in chat che ci sono un po' di domande, ma riprenderemo nella seconda parte dell'intervento. Io ho davanti un microfono e quindi diciamo la ringrazio anche a nome del rettore che è qui, che ascolta, del direttore del Dipartimento, la ringrazio a nome mio e dei colleghi, ma anche dei tanti studenti che sono presenti in aula e da remoto. A voi, grazie.
e quindi anche ovviamente un grazie alla FAO che rappresenta, che ci dà sempre modo con le sue analisi di fare riflessioni profonde anche con la testa un po' alta rispetto a quella che abbiamo di solito sulle nostre scrivanie. Va bene, quindi grazie ancora della sua disponibilità e chiedo alla regia se può mandare la dottoressa Micheloni, che dovrebbe essere collegata da Firenze. Proviamo? Salve, salve a tutti. Mi sentite? Sì, Cristina, perfettamente. Grazie Penso intanto che per l'invito. se hai sentito le relazioni precedenti, penso che ci sia un po' di carne al fuoco per te, no? Prego. No, intanto vi ringrazio, mi spiace non essere lì, ma e anche di non avere tanto tempo. Ho sentito un po' a pezzi, devo dire, le relazioni precedenti e fra un quarto d'ora al massimo devo anche scappare, o meglio, sarò in movimento, quindi vi seguo, ma non parlo per un quarto d'ora, non preoccupatevi. Visto la brevità dei tempi, tento di andare per punti. Io vorrei solo ribadire, visto che non è una cosa che dico sempre ormai da quando si torna su questi temi, che questa idea che l'agricoltura biologica sia fare l'agricoltura come una volta, che sia rinnegare ogni forma di innovazione, è quanto mai anacronistica, o almeno non è novecentesca, appunto, probabilmente, come diceva qualcuno prima. L'agricoltura biologica è innovazione, solo che non è solo innovazione tecnologica, è anche innovazione tecnologica, ma non solo, e non è solo innovazione agricola, ma è il tentativo di mettere assieme i vari strumenti e pezzi delle potenziali innovazioni lungo l'intero sistema agroalimentare. Perché credo che se vogliamo uscire non solo dalla crisi dell'immediato, ma anche da questo loop di dover combattere per mangiare, mantenere l'ambiente, ma mangiare non solo oggi, ma in futuro, mangiare noi, ma anche chi abita in altre parti del mondo, dobbiamo mettere in discussione l'intero sistema agroalimentare, che vuol dire non solo quello che fanno gli agricoltori, ma anche quello che fanno i trasformatori, gli stoccatori, fino ad arrivare ai consumatori. E questo è sicuramente più complesso. Se c'è una cosa che condivido con quanto detto dal professor Morgante è che non esiste la bacchetta magica e non esistono soluzioni semplici a qualcosa di così complicato. Però dall'altro lato credo sia altrettanto evidente come non solo quello che è innovazione e soprattutto innovazione tecnologica sia lo strumento che ci serve mettere assieme tante teste, tante competenze e guardare a un quadro un po' più largo del semplice produco di più per ettaro o produco di meno CO2 per chilo di pane o di latte o di quello che è. Una cosa, per esempio, torno con un esempio concreto con quello che dicevo, che il biologico non è fare l'agricoltura di una volta e basta. Noi abbiamo chiesto all'Unione Europea, per esempio, di dedicare non solo avere come target il 25% di superficie bio al 2030, ma di dedicare anche il 25% delle risorse per la ricerca dei programmi Horizon Europe e quelli che seguiranno, proprio perché attualmente, benché la superficie a bio in media da noi sia il 15%, a livello europeo un po' più bassa, perché ci sono paesi che vanno molto più veloci e paesi che vanno molto più lenti, meno dell'1,5% dei fondi per la ricerca europei, ribadisco, sono dedicati al biologico. Quindi se qualche volta ci tacciano di empiristi, forse anche un motivo c'è. Ciò nonostante ci sono diverse pubblicazioni che ci danno delle solide basi, non è che andiamo solo a naso e a sensazione. Ne cito una solo perché mi piace particolarmente. E visto che il professor Pennacchio parlava prima di diversificazione e di diversità, io vorrei allargare un po' il discorso dalla biodiversità funzionale alla diversificazione culturale. E questo paper è una meta-analisi secondo livello che è stata pubblicata 1 anno e mezzo fa più o meno dal professor Tamburini. È appunto una meta-analisi secondo livello che dice i sistemi diversificati vuol dire che non sono una monocoltura, ma ci metto dentro colture animali e l'uso promiscuo, diciamo così, in un mosaico di sistemi. Questa meta-analisi dice che per il 65% dei paper analizzati, che erano oltre 5.000, vado a memoria, il 65% di questi paper dimostra come i sistemi diversificati assicurano una maggiore produttività nel lungo periodo, riducano drasticamente, sì, comunque per poter produrre abbastanza
che non vuol dire per forza produrre di più, produrre meglio, per consumare anche meglio. E questo mi porta anche al commento sull'articolo di Müller, che a leggerlo per intero dice anche un'altra cosa. Dice, era una simulazione, era un lavoro diciamo, di simulazione di quello che accadrebbe se tutto il mondo fosse, tutta l'agricoltura mondiale fosse biologica, e dice non ce la potremmo fare senza disboscare ulteriori superfici, e fin lì ci arriviamo, però dice ce la potremmo ben fare riducendo lo spreco e limitando il consumo di prodotti di origine zootecnica, che non sono solo la carne, perché quando si parla di queste cose si pensa solo alla carne, in realtà c'è anche tutto il resto. Quindi il biologico non è solo fare come una volta, per nulla. È una maniera per mettere assieme tante cose vecchie ma ancora buone, ma anche tanta tecnologia nuova, tanta innovazione, però con una visione un po' più ampia, che va oltre il campo coltivato, ma abbraccia tutto il sistema agroalimentare. Io credo che ci sia tanto da fare per tutti, e condivido che non ci sia, l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno è degli steccati fra un tipo di agricoltura e un'altra, anzi mi sto contraddicendo da sola, tra un tipo di sistema agroalimentare ed un altro. Però è evidente che non c'è solo un ruolo per gli agricoltori, deve cambiare l'intero sistema, altrimenti anche l'agricoltura più brava del mondo non ce la può fare dal punto di vista soprattutto economico. Chiudo con una battuta, perché il di grano se ne è fatto sempre di meno negli anni in Italia, per dire? Perché il prezzo era talmente basso che gli agricoltori non ci stavano più. Quindi non entriamo nel loop che produciamo di più e di conseguenza il prezzo si abbassa di nuovo, perché questo di nuovo ci porterebbe ad avere sempre meno agricoltori. Perché le aree montane sono state abbandonate? Perché da un lato viverci comportava dei sacrifici, ma anche perché la redditività, ma non legata alla produttività, è legata proprio al sistema di gestione, non era sufficiente per giustificare o per dare sufficiente soddisfazione a chi ci abitava e faceva l'agricoltore e l'allevatore in quei contesti. Ho rubato troppo tempo? Assolutamente no. Grazie dottoressa Micheloni, grazie Cristina. Ricordo che la dottoressa Micheloni era responsabile del comitato scientifico dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica e che, diciamo, partecipa a molti progetti internazionali e che è sempre disponibile quando la chiamiamo, tesi di laurea e molte altre cose. Quindi ti ringrazio moltissimo del contributo e passerei la parola, se è in linea, al dottor Daniele Vicario, che è direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana. Questa razza negli anni '80, io c'ero, ahimè, ha deciso di non seguire la monoattitudinalità, e quindi è una razza che è rimasta, o anzi è stata selezionata per la duplice attitudine, in una visione che forse negli anni '80 era una visione particolare, visto che Frisone e Bruna puntavano, diciamo così, solo all'aumento delle rese. Ma se ci racconti qualcosa tu, ce la fai? Sei in macchina, vedo che ci ascolti? Ci senti? Sì. Ecco, ti lascio la parola. Un saluto a tutti i partecipanti. Ringrazio Stefano Bovolenda per l'invito a partecipare a questo prestigioso dove abbiamo sentito relatori di elevato livello e quindi qui farò alcune riflessioni sull'importanza dell'allevamento bovino ed in particolare del tema di oggi, che è quello del coniugare rispetto dell'ambiente con garantire sicurezza alimentare. Sono abituato di solito a parlare sulla base di dati, quindi mi sono documentato su alcuni aspetti, soprattutto riguardo all'impatto ambientale. Di questo devo ringraziare il dottor Luca Mutazzoni del CREA, che mi ha supportato nella fornitura di dati precisi e aggiornati. Allora, l'allevamento bovino ha alcune peculiarità, che è quello di produrre alimenti di elevato valore nutritivo, come sono il latte e la carne, e al tempo stesso questi animali si nutrono di alimenti come i foraggi, e quindi le risorse foraggere, che non sono assolutamente in competizione con i fabbisogni della popolazione umana, quindi non è competitivo
almeno per la maggior parte delle sue esigenze. Dall'altra parte però per sua natura fisiologica i bovini emettono metano e quindi recentemente, visto la problematica... Scusa se ti interrompo, Sì. Daniele, tu ci avevi mandato qualche slide, vuoi che la mandiamo Sì. in... Ma se no facciamo senza, Ok, va visto bene. i tempi, cercherò Ok, di essere più prego. breve, altrimenti Prego. mi dilungo. Tranquillo, Io le sto tranquillo. guardando per seguire la linea del mio intervento, ma secondo me forse no, è superfluo. Perfetto, prego, scusa. Ok, grazie Stefano. Dicevo appunto che sono diciamo recentemente sotto accusa l'allevamento bovino per il fatto che fisiologicamente emette dei gas serra maggiormente responsabile del riscaldamento globale. Allora, come diciamo, e al tempo stesso diciamo, l'opinione pubblica attraverso i media con messaggi secondo me talvolta fuorvianti danno una visione negativa dell'allevamento bovino, e cercherò di dire con alcune riflessioni che proprio così non è. Per esempio il fatto che l'impronta ambientale c'è... Sì, ecco, dicevo che il consumo dell'acqua è quindi delle risorse che vengono impiegate per carne con l'allevamento. Poi la maggior parte di questa viene riciclata nel normale ciclo dell'acqua, quindi è un messaggio che secondo noi è sbagliato, quello di dire che l'allevamento bovino consuma risorse in piccola parte, perché poi dopo rientrano nel ciclo. Poi se passiamo al contributo... Daniele, scusami, ma ti devo fermare perché messaggio di Daniele Micario. Ok, mi scuso per non aver potuto completare il mio intervento. Quindi 4 punti: innovazione tecnologica nel settore genetico per selezionare bovini più efficienti che costano e impattano meno, sfruttare meglio le risorse naturali come il pascolo, migliorare la qualità delle produzioni con prodotti di eccellenza come le DOP, dei formaggi e delle carni, migliorare il benessere animale per elevare la qualità dei prodotti e ridurre l'impatto ambientale attraverso la riduzione dei farmaci e infine rafforzando il patto con i consumatori, obiettivi che c'è anche in un ecoschema, giusto, no? Ci sono una serie di colleghi del Dipartimento che sono che prenderanno la parola. Il primo è il professor Peter Lunger che si occupa di vitivinicoltura e che prego di... A questo punto sfruttiamo il leggio, penso che... Grazie mille. Dunque, buonasera, grazie per l'invito a partecipare brevemente a questo convegno veramente molto interessante, molto ben organizzato, portando un po' quello che è il punto di vista del settore della viticoltura. Diciamo che durante le relazioni precedenti diverse riflessioni mi venivano alla mente. Dunque c'è una biodiversità all'interno del genere Vitis, però prima ancora volevo un po', come dire, fare una riflessione un po' più generale che mi è stata suggerita in parte da quanto diceva Morgante, in parte da quanto diceva Micheloni. Ma c'è qui è una chiamata, un suggerimento agli economisti, ai colleghi economisti, perché in effetti in tutto questo, certo la tecnologia ha una importanza, la ricerca ha un'importanza, ma gli aspetti economici sono effettivamente un collo di bottiglia che, come diceva anche l'onorevole Martina, a un certo punto decidono ultimativamente se una produzione si deve fare o non si deve fare. A questo punto però, visto che le nostre produzioni hanno un impatto ambientale molto rilevante e nei bilanci economici l'impatto, come diceva Morgante,
non viene considerato per niente. Cioè, se una produzione è redditizia e inquina moltissimo, rimane redditizia e l'imprenditore la fa. Questa cosa qua, in qualche modo, deve essere presa in considerazione, perché se diventa economicamente redditizio disboscare l'Amazzonia, i meccanismi economici da soli non si fermano. Per cui, insomma, ecco, questo aspetto economico sicuramente, e c'è un movimento di economisti che esplorano, perché mancano effettivamente non solo meccanismi, ma anche idee su come ricomprendere questo aspetto che adesso è con grande evidenza, evidente a tutti, per la salvezza della specie umana e del pianeta. Comunque, per quanto riguarda la biodiversità, c'è una biodiversità in viticoltura che riguarda sia la diversità genetica all'interno del genere Vitis, che è stata utilizzata per il miglioramento genetico per la resistenza. Dunque sono state prodotte utilizzando la biodiversità presente in questo genere di piante, varietà resistenti a Peronospora e Oidio. E appunto questo ha dato origine a delle varietà che sono state registrate nel 2015, 10 varietà che sono state selezionate dall'Università di Udine insieme con l'Istituto di Genomica Applicata e Vivai Cooperativi Rauscedo. Adesso non so se c'è ancora l'onorevole Martina in ascolto, probabilmente no, ma comunque volevo anch'io ringraziarlo, come ha fatto il rettore all'inizio, per il suo fattivo intervento in fase di registrazione di queste varietà da ministro delle politiche agricole del governo italiano, che ha aiutato non poco a sbloccare, insomma, la procedura burocratica per ottenere queste varietà. Altre 4 varietà sono state registrate nel 2020 e queste qua adesso si stanno diffondendo, e io continuo a verificare, come diceva anche Morgante, presentando ai produttori queste varietà, e dice, ma no, il Cabernet di una volta, ma sì, ma boh, ci fanno un po' risparmiare qualche trattamento, però dopo se io le vendo, il prezzo com'è, insomma, è un po' cioè, c'è una resistenza effettivamente nel mondo vitivinicolo, e questa forza della tradizione è molto grande, ma l'unica possibilità è di comunicare più efficacemente in modo da far capire che questa innovazione può essere migliorativa e non è in contrasto con una tradizione. D'altra parte i laudatores temporis acti erano criticati già da Marziale, Giovenale, eccetera, per cui insomma dire una volta sì, insomma, una volta eravamo tutti giovani e le cose andavano meglio. Allora, queste varietà resistenti permettono, come dire, dei servizi che possono essere considerati servizi ecosistemici, cioè riduzione dell'uso del rame, miglioramento della fertilità del suolo, minori costi di produzione, minor compattamento del terreno, e nell'ecosistema vigneto c'è anche tutta una comunità di esseri viventi, per cui le altre piante che circondano le viti, cioè l'inerbimento, fanno parte di una comunità che sempre più diventa l'oggetto, cioè l'oggetto della viticoltura non è la singola vite che è un bacchetto che fa un po' di uva, insomma, no, è una comunità molto complessa, che è difficile da capire, da studiare, ma che è fondamentale. E in questa prospettiva cambiamo un po' l'approccio alla viticoltura, occupandoci non della singola vite, ma di una comunità di piante e di altre piante, di altre specie che convivono, per cui anche il sovescio, cioè è una comunità di piante che interagiscono e che sono in particolare, insomma, diciamo, il risultato finale dipende un po' da questa comunità complessiva di piante. Insomma, ci sono varie specie. Ecco, questo è un sovescio prima dell'interramento che migliora la sostanza organica e migliora anche il microbioma del suolo, per cui anche questa cosa qui, non so, 20 anni fa o 30 anni fa, era praticamente trascurata, anche se si sapeva che c'erano dei microrganismi nel terreno, ma adesso studiando questi microrganismi nel terreno, che sono molti e molto vari, e la loro interazione con le piante, si scoprono veramente fenomeni molto interessanti e che hanno una diretta conseguenza e influenza sugli aspetti quantitativi e qualitativi della produzione. Un altro risultato di ricerche recenti è che il vigneto inerbito
contribuisce al sequestro di carbonio dall'atmosfera nella misura di 200 grammi di carbonio per metro quadrato di vigneto per anno. Questa comunicazione, insomma, mi è stata fatta dal collega Andrea Pittacco dell'Università di Padova, che attraverso ricerche diciamo ripetute negli anni ha ottenuto questo livello di sequestro del carbonio che diventa virtuoso dal punto di vista ambientale. Insomma, la CO2, come sapete, è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, per cui questa cosa, anche l'aumento di temperature in regione, testimonia con grande evidenza il riscaldamento, e da questo poi discende una serie di tecniche adattative che nel vigneto si adoperano per adattarsi appunto a questo cambio climatico. Anche una riduzione dei consumi idrici, che è un tema molto studiato dal mio gruppo di ricerca qui a Udine, ha un effetto, diciamo, di riduzione dell'impatto del vigneto molto rilevante, per cui studiare la resilienza della vite, mantenendo elevata la qualità e anche la quantità prodotta, è un altro dei risultati che si ottengono con queste ricerche. Un risparmio energetico, una riduzione delle erosioni e anche una fertilizzazione moderata, che si è visto a volte, insomma, negli anni passati era una fertilizzazione spesso esagerata e che produceva un surplus di vegetazione che poi con la gestione della chioma andava eliminata, per cui ecco, questi servizi ecosistemici positivi dovrebbero avere, ma in qualche modo, l'abbiamo ascoltato dalla dottoressa Mignuti, una compensazione economica, per cui nel PSR ci sono degli incentivi proprio all'inerbimento delle colture arboree che sono stati pensati e che vengono applicati anche al vigneto. Anche il biologico ha una compensazione economica da parte del PSR. Ecco, Ecolabel è una possibile etichettatura che però per il momento non è applicabile ai prodotti alimentari o agroalimentari, solo per gli altri settori, ma insomma diciamo, il biologico già ha una certificazione sua che va in questa direzione di ridurre l'impatto ambientale. Per questo io vi ringrazio dell'attenzione. Possiamo passare all'intervento della professoressa Tulli, che si occupa di acquacultura e che quindi ci porta la sua visione. Prego. Grazie Stefano e grazie a voi che eroicamente siete ancora qui. Beh, sono le 6:15, dai. Sì, ma insomma siamo stati abbastanza... Ok, e ringrazio anche Enrico che è stato conciso e spero di riuscire a ottenere analogo risultato. Direi che nella chiacchierata e nell'illustrazione delle tematiche di oggi, in cui mi ritrovo in molti spunti, da quelli del collega Michele Morgante a quelli anche della dottoressa Micheloni, abbiamo forse dimenticato un aspetto, cioè la Terra è un pianeta blu fondamentalmente, e quindi l'acqua da questa nostra narrazione odierna è in qualche modo non stata considerata, e io vi riporto a questo aspetto qui. Infatti la strategia dell'Unione Europea della Farm to Fork, che è al centro peraltro del Green Deal, ha posto il potenziale dei prodotti ittici, seafood, nella loro ampia accezione, come fonte di proteine per alimenti di qualità dal punto di vista nutrizionale, e quindi in grado anche di soddisfare quella necessità di food security che c'è stata fatta e sottolineata dall'onorevole Martina, e anche di alimenti che hanno una contenuta impronta di carbonio per la loro produzione. All'interno delle linee guida strategiche dell'Unione Europea, quindi, a questo settore in particolare, che tra l'altro riguarda un'ampia gamma di organismi che vanno a diverse posizioni nella rete trofica, e a organismi sia animali che vegetali, ha dato un accenno particolare, tanto da essere uno dei pilastri della strategia della Blue Economy.
Perché queste tipologie produttive e questo ambiente produttivo possono contribuire contemporaneamente a costruire, come è stato detto, un sistema agroalimentare sostenibile, ma fornire contemporaneamente anche un contributo alla lotta ai cambiamenti climatici e alla riduzione dell'inquinamento, nonché alla tutela degli ecosistemi e quindi al tema dell'incontro di oggi, che è anche la salvaguardia della biodiversità. Pertanto un approccio integrato, strategico e di lungo termine per una crescita sostenibile non può non contemplare anche una crescita blu. L'acquacoltura è un'attività, come ho accennato, complessa, che si articola in diversi componenti, in habitat diversi, acque dolci e acque marine, e che è fortemente dipendente dalla quantità e dalla qualità della risorsa idrica, che a sua volta sappiamo perfettamente dipendere da quei sistemi, quegli agroecosistemi o quelle scelte territoriali che vengono fatte a monte, da cui essa fortemente dipende. Il consumo medio, partiamo dai dati, il consumo medio di prodotti ittici a livello globale dagli anni 60 a oggi è aumentato, come vedete, da 9 kg di prodotto pro capite a 20 kg a livello globale. Il consumatore medio europeo ha un consumo pro capite annuo pari a 24 kg, okay? Quindi ulteriormente elevato. Il consumatore italiano raggiunge i 28 kg perché culturalmente siamo un paese che ha 8.000 km di coste e abbiamo una predisposizione culturale verso questa tipologia di prodotto. E tra l'altro l'Italia con 28 kg di prodotto consumato è debitore dai paesi esteri per una quota pari al 75% del proprio fabbisogno. Okay? Che in parte compensa all'interno dei Paesi membri dell'Unione, e qui ecco qui il discorso dell'onorevole Martina adesso nel suo ruolo come FAO di equilibri nelle disponibilità alimentari tra diversi paesi per superare criticità e conflittualità in futuro, quindi un cambio di approccio sicuramente. Ed è un settore che quindi per rispondere a questa aumentata necessità nei riguardi dell'attitudine dei consumatori, come vedete, aspettate, troppo tecnologico questo effetto, perché non mi torna indietro? Sì, esatto, ok, grazie. È troppo tecnologico questo dispositivo attualmente, e come vedete dalla linea blu ha avuto un tasso di crescita annuale costante che ha anche superato l'inclinazione della linea verde, che è l'incremento della popolazione mondiale. Quindi è sicuramente un settore produttivo primario che ha un trend storico e nel quale ecco perché le politiche comunitarie e mondiali hanno riposto elevate aspettative. Teniamo presente che già oggi, e quindi già solo questo fattore qui, rende le produzioni acquacolturali un fattore di conservazione della biodiversità degli ambienti acquatici, mi riferisco soprattutto a quelli oceanici, a quelli marini, perché ha ridotto la pressione dovuta allo sforzo di pesca e tutte le conseguenze sulla biodiversità di tali ecosistemi. Teniamo presente che già oggi il 62% del nostro consumo di prodotto ittico risiede nel prodotto allevato. Quindi l'esigenza è quella che abbiamo già notato prima, quindi di incrementare in una maniera sostenibile e compatibile con l'ambiente le produzioni in questo ambito. Sicuramente, come tutte le attività produttive antropiche, anche l'acquacoltura ha degli impatti sull'ambiente, è innegabile e sarebbe veramente negare l'evidenza. Gli impatti risiedono sia su effetti su scala
locale, come e ben documentati, come si vede dall'infografica, ma anche su scala globale, perché non dimentichiamo che la maggior parte dell'acquacoltura è un'acquacoltura che si rivolge principalmente a specie a cui noi forniamo un alimento esogeno, e quindi l'impatto delle nostre scelte e della pressione che esercitiamo sulle materie prime per la formulazione dell'alimentazione, che rappresenta un costo importante, ovviamente vanno ad incidere anche su scala globale, in funzione delle disponibilità delle risorse anche in ambienti molto lontani. Attualmente il settore, proprio per le caratteristiche che vi ho enunciato prima, ha dovuto forse per primo, per questa sua forte dipendenza dall'ambiente in cui si viene a collocare, ha dovuto fare i conti con i temi della sostenibilità, obbligatoriamente, su diverse scale, ma in questo caso ha lavorato quindi molto sugli aspetti di implementazione tecnologica relativi alla gestione della pratica produttiva, ma molto c'è da fare per quanto concerne gli aspetti che ha sottolineato il collega Morgante, e sulla individuazione di materie prime alternative alle risorse naturali, svincolandosi quindi in qualche modo dall'accusa di insistere sulle risorse alietiche, ma che attualmente si confronta quindi con una conflittualità che è quella dell'uso di risorse, materie prime, che sono in diretto conflitto o antagonismo con un uso diretto per l'alimentazione umana. Da questo punto di vista lo svincolarsi da una risorsa che ha una connotazione territoriale specifica e quindi anche soggetta, come vediamo dagli eventi odierni che hanno un po' spinto questo nostro incontro, e quindi una situazione geopolitica molto fluida, verso delle risorse, materie prime che sono svincolate dai territori, come la recente legislazione ha consentito, ovvero l'uso di alcuni sottoprodotti industriali, le proteine trasformate del settore avicolo, ad esempio, o l'uso di organismi unicellulari quale materia prima da inserire nell'alimentazione, o l'uso degli insetti edibili, svincolano l'origine della materia prima e quindi la pressione esercitata su questa fetta dell'aspetto produttivo da un contesto locale e temporale. E quindi passo velocemente che semplicemente a incarrellata a illustrarvi quali sono stati i passaggi che negli ultimi 20 anni si sono registrati per il settore, per favorirne comunque una sostenibilità che comunque è sempre e ancora stata legata ad una visione monocolturale che ha aumentato ed ha fatto acquisire conoscenze che ne consentivano un efficientamento della produttività, secondo una logica che a questo punto, come dalla giornata odierna emerge chiaramente, deve essere superato. E quindi ecco qui che allora delle soluzioni che il sistema acquacolturale, può offrire, può mettere in atto, sono quelle invocate, cioè quelle di sistemi produttivi che contemplano una copresenza, coesistenza di organismi che si pongono a diversi livelli trofici, e quindi ecco qui che i sistemi multitrofici acquacolturali integrati, che sono stati coniati nel 1975 e proposti all'attenzione del mondo scientifico nel 2004, rappresentano sicuramente un'opportunità per conciliare quelle molteplicità di
produzioni che possono aiutare contemporaneamente anche a mitigare gli effetti diciamo di eutrofizzazione che un'attività produttiva di questo tipo sicuramente ha. Lo stesso concetto può essere poi utilizzato e viene utilizzato attualmente con tutte le varianti del caso. L'impiego per esempio del perifiton piuttosto che degli allevamenti che utilizzano anche il biofloc e se vogliamo in un sistema terrestre possono le conoscenze tecniche acquisite in questi 30 anni di lavoro monodirezionale e monospecifico possono essere ricombinate anche all'interno di sistemi agricoli e soprattutto in aree dove la scarsità idrica diventerà e diventa già un limite evidente come sistemi acquaponici. Scusa Francesca, è sempre antipatico fermare i colleghi, ma abbiamo 4 persone, grazie. Sì, ho finito. Ecco qui che quindi l'acquacoltura può avere anche delle funzioni restaurative, quindi un'acquacoltura rigenerativa a diverso livello e in diversi habitat, fornendo così anch'essa dei chiari ed evidenti servizi ecosistemici fino a inserirsi adeguatamente all'interno delle strategie della Blue Grow in una complessità ovviamente multisettoriale che sicuramente non proprio si attaglia a quella che è la nostra realtà territoriale mediterranea ma che comunque dimostra la sua plasticità per andare incontro a queste contrapposte esigenze. Grazie mille Francesca, grazie mille. Abbiamo evocato più volte e sempre a proposito direi i colleghi economisti, che sono gli unici che resistono ancora con la giacca e anche con la cravatta. Invito quindi il professor Iseppi che fa un intervento anche a nome dei colleghi. Prego. Sì, allora, buonasera a tutti, io cercherò di rimanere nei tempi. Allora, mentre l'onorevole Martina parlava, pensavo che avesse letto la mia presentazione nel corso della notte, perché alcuni aspetti che ha rilevato li ho messi anch'io all'interno della mia presentazione. Allora, nel titolo leggete, dopo la tempesta perfetta, la ricerca di un nuovo equilibrio tra produzione e sostenibilità. Questo perché? Perché fondamentalmente in questi 2 anni da quando abbiamo incontrato il Covid e siamo giunti ad oggi, si sono combinati tutta una serie di elementi che effettivamente diversi articoli e diversi testi che ho letto negli ultimi 15 giorni definivano proprio questa combinazione di elementi come una tempesta perfetta. Perché? Abbiamo iniziato con la pandemia e quando stavamo per uscire un pochino dalla pandemia abbiamo avuto un problema legato al fatto che la Cina era andata sui mercati e doveva ricostituire le sue riserve. E sappiamo benissimo che quando si muove una nazione di quel tipo probabilmente qualche effettino lo provoca. In contemporanea a questo abbiamo avuto un problema nell'emisfero nord nel 2021 di un grosso problema a livello idrico e quindi siccità diffusa che ha fatto sì che ovviamente ci fossero dei problemi a livello di raccolta di cereali e di semi oleosi, quindi con un aumento del prezzo. A questo si è aggiunto anche un problema di riduzione di scorte. È stata citata tante volte la globalizzazione e diversi studiosi hanno visto nella riduzione delle scorte nei diversi paesi esportatori un fenomeno dovuto a una globalizzazione imperfetta. Comunque gli attuali livelli sono circa simili a quelli di 10 anni fa. E c'è una cosa della settimana scorsa, del 19 di maggio, che l'Unione Europea ha varato una sorta di commissione per monitorare quelle che sono le effettive riserve a livello di cereali e semi oleosi che sono presenti in ogni paese. E i primi risultati dovrebbero essere per i primi di luglio e questo serve per
monitorare l'andamento dei prezzi con la disponibilità di risorse da immettere sul mercato per cercare di calmerarli. Questo fatto è stato anche rilevato in un documento sempre della settimana scorsa della Boston Consulting Group, che ha detto che effettivamente il grosso problema di fondo di quello che stiamo vivendo adesso non è tanto la scarsità delle commodities, è quanto il non sapere quante commodities effettivamente sono stoccate nei magazzini, quindi ci sono problemi di stoccaggio e ci sono problemi soprattutto di controllo lungo la filiera. L'onorevole Martina diceva ovviamente i grossi problemi noi li accusiamo in parte, ma i grossi problemi sono legati ai paesi in via di sviluppo che probabilmente subiranno in maniera molto massiccia questo fenomeno. Comunque, queste tre condizioni qui, si è agganciato il caro dell'energia, gas e petrolio, e venivamo fuori dalla post pandemia, quindi era, diciamo, c'era anche la possibilità di una ripresa economica, quindi prezzi ovviamente sono saliti. A questi si sono aggiunti poi problemi di logistica. Si sa benissimo che oggi come oggi nel mondo sono tutti che si contendono i container, non ce ne sono. C'è un problema legato ai costi di trasporto, quindi vuoi il caro energia, vuoi che non ci sono i container, più 129% soltanto di costi di trasporto legati al gasolio. E poi c'è il problemino, ovviamente problemi di fertilizzanti, 170% in più sui prezzi. Ovviamente tutto questo ha avuto una ripercussione a livello anche di prezzo delle principali commodities, e grano, mais, oli vegetali e soia negli ultimi 18 mesi hanno registrato circa un 110, un 140 e un 90% di incremento. L'Italia con la crisi ucraina? Beh, fondamentalmente sappiamo che Russia e Ucraina sono i principali player per quanto riguarda gli esportatori come esportatori mondiali di grano, però fondamentalmente noi dall'Ucraina non dipendiamo tanto. Abbiamo due principali diciamo player che sono per noi il Canada per quanto riguarda il grano duro e l'Ungheria e la Romania per quanto riguarda il grano tenero. Attualmente questi sono dati del 2020, quindi ultima campagna, più recenti non ne ho trovati. Noi siamo in grado di realizzare circa un 16 milioni di tonnellate di cereali. Copriamo il 50% di fabbisogno per quanto riguarda il duro e il 40% di fabbisogno per quanto riguarda il tenero. E ovviamente c'è un problemino. Concimi azotati che sono cresciuti del 140%. Come li sostituiamo? Qui gli articoli che ho letto davano le più ampie possibilità, ma fondamentalmente uno dice ok, sostituisco l'azoto con i reflui. Sì, peccato che i reflui hanno un problema di normativa, secondariamente c'è un problema di il bestiame. Il costo di alimentazione del bestiame è cresciuto del 40%. Alcune stalle stanno pensando di chiudere perché non ci stanno più con i costi. Quindi il nostro problema qual è? È cercare di trovare un equilibrio tra quello che è un'autonomia di carattere energetico e tra un'autonomia di carattere alimentare. E queste due ovviamente fanno il palo con la possibilità di garantire produzioni e tutela ambientale e soprattutto di fare in modo che ci sia un accesso alle risorse alimentari. E ovviamente i diversi paper che ho letto dicevano ok, dobbiamo adeguare la PAC alle mutate condizioni, dobbiamo fare degli interventi di politica economica, soprattutto pensando a quello che ha detto il professor Morgante, puntare sulla ricerca genomica, puntare su alimenti efficienti inteso in relazione all'energia richiesta per la produzione, ok? E soprattutto recupero delle aree incolte. Se però ci pensate, tutto quello che ho scritto è esattamente al contrario di quello che abbiamo fatto fino adesso, nel senso che noi abbiamo perseguito un approccio che è un approccio sostenibile alla produzione, che è incentrato sulla conservazione dell'ambiente a discapito degli interventi puramente antropici. E il problema di fondo qual è? La soluzione non ce l'ho. Sicuramente la necessità è quella di cercare un equilibrio tra i due elementi, anche perché noi stiamo vivendo in questo momento un
sembra che ci siamo svegliati dal 24 di febbraio, penso, con il fatto che i nostri alimenti vengono a costare di più. Sembrava che per tutto il 2021 nessuno se ne fosse accorto. In realtà il cibo nel 2021, cioè il prezzo mondiale del cibo, è aumentato del 31% nel 2021. Noi quest'anno probabilmente andremo a realizzare un 23% in più rispetto al 31% dell'anno scorso, ok? E soprattutto quello che i dati che ci stanno facendo vedere, e di questo ringrazio il collega Nassivera che mi ha fornito un po' di materiale, il nostro carrello della spesa viene a costare sempre di più. Si parla di circa, per quest'anno, meno di 500 euro in più a famiglia per le spese di alimentazione, senza dimenticare l'onorevole Martina magari non se n'è ricordato di citarlo, comunque in questo momento, oggi, a maggio, questo è il dato di maggio, l'indice dei prezzi alimentari della FAO è aumentato, è arrivato a 159,3, ben il 12% in più di quello che si era registrato praticamente a febbraio. E questo però che cosa ci dice anche? Allora, il consumatore, fino adesso abbiamo parlato di produzioni, però dobbiamo guardare anche l'altro aspetto, ovvero il consumatore. Il consumatore vuole sempre di più dei prodotti che abbiano un certo impatto dal punto di vista ambientale, li vuole sostenibili. 9 italiani su 10 prestano attenzione alla sostenibilità. 1 su 2 sarebbe disposto a pagare di più per avere un prodotto alimentare sostenibile. E fondamentalmente nel corso del tempo, degli ultimi anni, stiamo avendo quella che è una cosiddetta food revolution, ovvero una evoluzione nei nostri stili alimentari che è data dalle percezioni riguardanti il cambiamento climatico. Un'indagine molto recente che ha presentato il collega Nassivera, ovvero un'indagine che fa parte del progetto Amela e riguardava consumatori e alimenti sostenibili e circolari. Questo progetto che andava a valutare l'indagine sulle intenzioni di acquisto dei prodotti derivabili da sottoprodotti di lavorazione della mela ha dimostrato che sicuramente se c'era ancora il bisogno ulteriore di dimostrarlo, c'è una positiva intenzione comportamentale verso quelli che sono prodotti sostenibili e circolari. Ma soprattutto una cosa molto importante che mi ha fatto pensare, mentre parlava il professor Morgante, è proprio il modo in cui determinati concetti devono essere comunicati. Quindi deve esserci una comunicazione efficace, una comunicazione mirata. Ancor di più, proprio per parlare di tecniche e tecnologie di evoluzione assistita, questi sono delle slide che mi ha gentilmente fornito il collega Sillani, ovvero il consumatore, oggi come oggi, è sensibile a questo tipo e quanto è sensibile a queste tecnologie. E l'indagine, io adesso vado via molto rapido perché sennò Stefano mi dice di tutto, ok? Ci dice che ad esempio la maggioranza dei consumatori preferisce, di questo campione non probabilistico, preferirebbe i prodotti modificati a fini sostenibili. L'informazione scientifica gioca un ruolo fondamentale perché ha favorito il nome inglese rispetto al nome italiano, e l'orientamento culturale umanistico favorisce l'avversione alla tecnologia, ma è influenzabile con l'informazione. Quindi l'informazione diventa ormai il canale fondamentale per poter riuscire a veicolare un determinato tipo di concetto. Mi finisco? Sì, bravo, no, grazie. scusami perché niente, figurati. Grazie mille, professore. Do la parola a Tommaso Simaz, che rappresenta, eccolo qui. Innanzitutto mi preme ringraziare questa opportunità, innanzitutto per me, un po' per tutti, credo, didattica. Ritengo che questi seminari siano fondamentali per noi studenti e in generale per tutta la comunità d'Ateneo.
per tutti quelli che sono un pochino alla ricerca di conoscenza e spunti per mettersi un pochino in discussione e per mettere in discussione un pochino le loro convinzioni per quella che è una tematica molto, molto ampia e molto trasversale come la sostenibilità e la sostenibilità alimentare in generale. Ringrazio poi anche e soprattutto per l'opportunità di intervento che mi avete dato, che avete dato alla rappresentanza e di fatto anche agli studenti. La ritengo un'opportunità assolutamente interessante e spero non me ne vorranno le persone che sono intervenute prima di me, i professori, insomma. Un'opportunità che definirei in un certo senso ecologica, nel senso che sono convinto del fatto che noi studenti siamo una parte fondamentale di questa che è una comunità complessa come l'Ateneo, che è paragonabile secondo me sicuramente ai vari ecosistemi di cui abbiamo parlato fino ad adesso, e sono convinto che senza uno scambio, un confronto e senza le molte relazioni che vanno a instaurarsi, la comunità, l'Ateneo perderà sicuramente di fertilità e perderà sicuramente di vitalità. Quindi vi ringrazio ancora per questa opportunità e spero insomma che ce ne saranno ancora molte. È una cosa bellissima anche vedere così tanti studenti e studentesse, perché davvero sono convinto del fatto che questa interazione, questo scambio che ci può essere sia fondamentale. Non mi dilungo e vado direttamente insomma alle riflessioni che ho fatto soprattutto su questi due piani. Da una parte il piano un pochino più prettamente riguardante la conferenza e i temi che sono stati dibattuti e quindi ad alcuni approfondimenti che mi sento come studente, che del resto sono, di portare insomma l'attenzione, e che ovviamente si potranno sviluppare anche in separata sede, visto i tempi ristretti. Insomma, immagino che anche online ci siano un sacco di domande, anche chi presenti ne abbiano altrettante. Proprio a questo riguardo, una delle domande che mi è sorta spontanea è che si è parlato tanto dei cosiddetti servizi ecosistemici e dell'importanza che questi rivestono nel bilancio che si deve fare, insomma, sulle varie politiche agrarie, sui vari interventi che bisogna fare alla salvaguardia della biodiversità. Ecco, rispetto a questo mi interessava, anche perché si è stato accennato in qualcuno degli interventi, quali sono i possibili indicatori rispetto all'impatto che i vari tipi di agricoltura possono avere sui servizi ecosistemici, e soprattutto quali sono gli indicatori che un pochino possono dare risalto nei confronti della comunità a questa che è una questione importante e come si è detto spesso viene sottovalutata un pochino e rimerge poco all'attenzione del consumatore soprattutto. Sempre riguardo a questo ovviamente sorge spontanea anche la domanda sull'impatto che diversi tipi di agricoltura possono avere, ed in particolare sull'agricoltura low input, che un pochino da alcuni interventi esce ridimensionata, da altri interventi invece ne esce un pochino ancora come una possibile soluzione a quella che è una di fatto crisi di questo periodo. E quindi mi chiedevo qual era un pochino insomma l'opinione generale che si aveva su questo tipo di agricoltura, che è stata accennata, ma credo che sia interessante, sarebbe interessante un approfondimento a riguardo. E arrivo infine invece alla seconda questione, che è un pochino invece più di carattere generale e riguarda un pochino di più la formazione, il percorso formativo che noi studenti abbiamo, nel senso che dalla conferenza di oggi, che secondo me è stata veramente molto interessante e centrata, emerge come fondamentale, emerge abbastanza definita quella che sarà nel futuro la figura se possiamo definirlo, imprenditore agricolo, anche se mi sembra un termine abbastanza riduttivo. Esce abbastanza definita ed esce definita come una figura veramente molto intersezionale, una figura che deve avere delle competenze molto ampie, che vanno dalla genetica all'economia, passando per il diritto e per ovviamente le varie competenze agronomiche e zootecniche. Mi chiedo quindi quale sia anche il futuro della didattica e quindi il percorso formativo che noi studenti andremo ad affrontare, e se l'offerta didattica che in questo momento ho fatto rimarrà attuale nel futuro, se questi che sono gli attuali percorsi triennali che di fatto specializzano già a partire dai nostri primi anni della laurea rimarranno il metodo migliore e, come dire, più efficace per dare una formazione a tutto tondo completa, oppure se un ritorno a una laurea possibile a ciclo unico in cui si forma sotto tutti i livelli, a tutto tondo, diciamo, queste figure che andranno a immettersi nel mondo del lavoro, potrebbe essere un'opportunità interessante, un metodo di sviluppo interessante. Oppure ancora, se si dovesse mantenere questo schema delle lauree triennali di filiera, se vogliamo, insomma, che specializzano le figure, se potrebbe essere un'opportunità interessante andare ad implementare e a costruire maggiormente delle collaborazioni fra
i vari corsi di laurea e di fatto intradipartimentali fra gli studenti, in modo da poter cercare di formare una comunità che, sempre per richiamare i termini biologici, possa collaborare insieme per sopperire a quelle che sono le mancanze di simboli del singolo, una sorta, insomma, sempre usare i termini biologici perché insomma anche questo sta diventando un po' il mio background, una sorta di simbiosi attraverso cui noi studenti possiamo cercare di sopperire alle mancanze che ognuno di noi ha per la diversa specializzazione che ha attraverso le competenze invece degli altri studenti, quindi andare a incentivare queste collaborazioni che si possono avere. È stato il più rapido possibile, vi ringrazio e colgo solo l'opportunità velocissima per ringraziare gli studenti e per ribadire il fatto che come rappresentanza siamo qua e insomma i nostri contatti sono un po' dappertutto, per cui anche per riflessioni rispetto alle tematiche affrontate qua oggi contattatemi in modo da poter portare all'attenzione anche dei professori e del Dipartimento in generale quali sono le vostre riflessioni rispetto sia alle tematiche in generale sia a quello che è il percorso universitario formativo, e vi ringrazio per aver colto questa opportunità e vi esorto a cogliere anche le altre opportunità di formazione che vengono continuamente proposte dall'Ateneo e dalla Commissione Sostenibilità che io rappresento in questa sede, in particolare un evento di giovedì che se andrete sulle messe di SPES potrete trovare. Vi ringrazio ancora e spero di essere stato il più veloce e incisivo possibile. Grazie veramente. Anche della riflessione e delle ottime domande. Temo che oggi non avrei risposte, ma sicuramente queste riflessioni saranno importanti e avremo modo di riprenderle. Adesso, scusandomi veramente per il ritardo, do la parola al professor Alberti che ci parla da Bolzano. A me interessa molto il suo intervento perché mi occupo di montagna e la riforestazione, che tanti salutano come rinaturalizzazione, per me è veramente un grande punto di domanda, quindi ti lascio volentieri la parola, prego. Sì, allora intanto buonasera a tutti. Avevo preparato delle slide, ma andrò invece a braccio così da contenere l'intervento in 3-5 minuti al massimo. Come è stato ricordato più volte, l'umanità ha bisogno di alimentazione, ma ha anche bisogno di legname necessario per cucinare gli alimenti, per scaldarsi, ma anche per usi di tipo strutturale o per altre attività. Non dimentichiamo che 2,5 miliardi di persone utilizzano ancora il legno come risorsa energetica. Quindi è probabile che la diversità di tecniche di cui parlava Michele nel suo intervento possa riuscire a produrre cibo in quantità sufficiente per soddisfare la domanda, ma è molto probabile, come diceva un direttore della FAO negli anni 90 del secolo scorso, che forse non avremo abbastanza legno per poterlo cucinare. Non dobbiamo infatti anche dimenticare che l'Unione Europea, nei suoi obiettivi, ha previsto per il 2030 la necessità di avere almeno il 32% di energie rinnovabili e il settore delle biomasse, quindi il settore del legno, rappresenta il 60% di queste risorse rinnovabili. Tuttavia, almeno a livello europeo, attualmente le foreste sono nettamente sottoutilizzate, anche perché un utilizzo non corretto delle foreste potrebbe portare a degli effetti dal punto di vista della diversità, della biodiversità e a degli effetti su altri servizi ecosistemici. Ma quante specie ci sono a livello mondiale nelle foreste? Beh, fondamentalmente da una ricerca a cui ha partecipato anche il nostro dipartimento, pubblicata su PNAS, è il risultato che ci sono 73.000 specie arboree a livello globale e che circa 9.000 specie in realtà devono essere ancora scoperte. Con dei modelli matematici è stato possibile quantificare in questo numero le specie ancora non conosciute. Molte di queste sono rare, sono endemiche e si trovano soprattutto nel settore tropicale o subtropicale. Ma perché è importante la biodiversità a livello forestale? È stato dimostrato da diversi studi, in particolar modo sempre da un lavoro globale a cui ha partecipato il nostro dipartimento, pubblicato su Science nel 2016, è stato dimostrato che molti servizi ecosistemici sono legati alla biodiversità. In particolar modo aumentare la biodiversità significa aumentare la produttività forestale per diversi meccanismi che possono avvenire all'interno degli ecosistemi, tra i quali per esempio la facilitazione è uno di questi. E quindi diciamo l'aumento della diversità ha un impatto sui servizi di fornitura, quindi sulla produzione di legname, ma anche sugli eventuali servizi di regolazione,
perché aumentare la produttività significa anche stoccare maggior carbonio nel soprassuolo, ma anche maggior carbonio nel suolo. In questo senso studi anche dell'Università di Udine hanno dimostrato questo effetto positivo. Tuttavia sappiamo che il cambiamento climatico metterà a forte rischio l'esistenza delle foreste e la loro ricchezza specifica. Infatti è previsto un aumento degli eventi di disturbo legati al cambiamento climatico, il fuoco prima di tutto, le tempeste di vento come Vaia, ma anche le pullulazioni di insetti. E soprattutto una foresta maggiormente biodiversa può offrire una maggiore resistenza nei confronti di questi eventi di disturbo, così come può offrire una maggiore resilienza nei confronti di eventi di riscaldamento estremo. In particolar modo, per esempio, all'aumentare della ricchezza specifica c'è un aumento nell'efficienza dell'uso dell'acqua da parte delle piantagioni forestali, proprio perché c'è una diversa distribuzione degli apparati radicali e diversi meccanismi di regolazione della traspirazione. Per cui, in conclusione, che cosa dobbiamo fare per cercare di garantire parimenti alla disponibilità di cibo anche la disponibilità di combustibili a scopi energetici? Innanzitutto pianificare in maniera corretta l'utilizzo delle risorse forestali anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative come il LIDAR, come la fotogrammetria, l'utilizzo del satellite. Non dimentichiamo che attualmente è possibile misurare con un certo livello di precisione l'altezza degli alberi da satellite periodicamente su tutta la Terra. Ma è importante anche continuare il monitoraggio degli ecosistemi forestali, sviluppare delle tecniche gestionali di tipo adattativo in maniera tale da massimizzare la resistenza e la resilienza al cambiamento climatico anche attraverso la promozione della diversità specifica che in passato veniva, ahimè, non considerata, ma anzi si tendeva a favorire soprattutto le conifere. Pensiamo al caso della Germania. Ma anche l'individuazione, anche in campo forestale, di fenotipi resistenti da propagare e da utilizzare, soprattutto nelle piantagioni, per la produzione legnosa. Quindi specie a rapido accrescimento, ma che siano anche resistenti e resilienti nei confronti del cambiamento climatico. E infine potremmo dire che la gestione forestale, in particolar modo anche questo processo di rewilding, di coltivi abbandonati in area montana, può essere anche considerata come una soluzione basata sulla natura che, se opportunamente guidata, potrà portare ad una massimizzazione dei benefici, soprattutto per lo stoccaggio di carbonio. E infine vorrei ricordare che è importante, soprattutto nelle politiche europee, promuovere un utilizzo a scopi energetici del legno che non sia l'utilizzo tal quale del legno, ma che promuova il cosiddetto effetto a cascata del legno, ossia l'utilizzo a scopi energetici solo dopo che il legno è stato trasformato e via via adattato e via via utilizzato all'interno della filiera. E con questo, diciamo, io vi ringrazio, ho dato un piccolo contributo per quanto riguarda la parte forestale. Vedi che abbiamo fatto bene ad aspettare il tuo intervento fino alla fine. Grazie mille. Grazie Giorgio, veramente interessante. Adesso io lascio chiudere, perché ormai le 19 sono arrivate, lascio chiudere questo incontro alla professoressa Marraccini, che sono sicuro che riuscirà a tirare un filo. Scusate. Anche perché ha lavorato molto in Francia, e in Francia la transizione agroecologica è presa molto seriamente, per cui ti passo la parola, grazie, così chiudi, poi faccio solo ciao ciao. Salve a tutti, l'onere e l'onore di chiudere questi interventi programmati, è tardi quindi sarò rapida e ringrazio intanto chi ha organizzato il seminario, l'idea mi sembra veramente ottima e l'hanno dimostrato appunto tutti gli spunti che sono stati dati dagli interventi odierni. Per quanto mi riguarda, appunto sulla base della mia esperienza precedente, che come ha evocato il professor Bovolenta in Francia, e poi appunto dell'esperienza odierna dall'autunno del 2021 qui al D4A, vorrei soffermarmi su un aspetto che abbiamo evocato ma effettivamente non approfondito durante l'intervento di oggi e che appunto credo possa
contribuire alla discussione in corso, un po' come ha detto chi mi ha preceduto, la professoressa Tulli. Vorrei soffermarmi sull'aspetto dell'autonomia in proteine o autonomia proteica, che a pieno titolo fa parte appunto dell'autonomia alimentare, oggetto di politiche e di misure specifiche, come ci ha ricordato la dottoressa Mignotti. Diciamo che perché si parla di autonomia in proteine? Perché oggi a scala europea abbiamo un deficit importante in proteine, che è duplice nel settore agricolo, chiaramente. Da un lato un deficit in proteine per l'alimentazione animale, quindi indiretto rispetto all'autonomia alimentare, dall'altro un deficit diretto in produzione di colture proteiche, in particolare leguminose da granella. E quindi rispetto a questo appunto sono state messe in atto numerose politiche, un piano delle proteine nel 2018, peraltro le colture proteiche sono state messe all'onore anche della FAO, che ha fatto nel 2016, mi pare, l'anno internazionale delle leguminose. Dal 2019, il 10 febbraio, è la giornata mondiale delle leguminose da granella, pulses in inglese. Quindi sono molto importanti, e non solo appunto per la sicurezza alimentare queste colture, ma anche molto interessanti dal punto di vista sia dei servizi ecosistemici, quindi servizi resi alla società, ne abbiamo parlato oggi, e anche ne abbiamo parlato ugualmente di servizi agroecosistemici, ovvero sia dei servizi che rendono agli agricoltori stessi. Da questo punto di vista si può citare chiaramente la produzione alimentare, l'azotofissazione, l'apporto di residui colturali, ma anche la strutturazione del terreno, l'impollinazione e molti altri. Quindi sono colture estremamente interessanti, e in questo caso si potrebbe dire quasi che, per rispondere alla domanda iniziale, biodiversità coltivata in questi termini e sicurezza alimentare o autonomia alimentare coincidono, ma non è così facile. Perché non è così facile? Perché in realtà oggi permangono dei problemi, permane un deficit di produzione, e soprattutto se si legge rispetto alle misure che sono state prese già da molti anni per incrementare, diciamo, le superfici coltivate con leguminose da granella. E quindi che cosa possiamo fare? C'è una soluzione molto semplice, che potrebbe essere quella, aumentiamo le rese, aumentiamo le superfici, però non funziona. Sì, c'è stato un aumento negli ultimi 10 anni più o meno delle superfici. Per esempio in Italia questo aumento sembra correlato all'aumento delle superfici in biologico, chiaramente perché le leguminose, come evocato, sono piante anche di servizio. L'aumento sembra più sfumato appunto in convenzionale. Ma diciamo, perché e che cosa si può fare oggi per aumentare la superficie a colture proteiche e a aiutare gli agricoltori a inserirle nei loro avvicendamenti, anche tenuto conto dei servizi che apportano? Diciamo che alcuni studi condotti a livello europeo e poi anche nazionali, tra cui in Francia, hanno sottolineato come vi sono 3 fattori a scala dell'azienda agricola che in qualche modo costituiscono un freno all'introduzione di queste colture negli avvicendamenti. Il primo fattore è la stabilità interannuale delle rese di queste colture. Il secondo fattore è la presenza di una filiera, quindi di uno sbocco commerciale stabile per l'agricoltore. E il terzo fattore è l'assistenza tecnica, e quindi la presenza chiaramente di servizi tecnici per gli agricoltori. Chiaramente nell'ambito di questi 3 elementi si sta discutendo molto e si è fatto molto. Si vedono diciamo delle nicchie emergere, e non parlerò delle filiere di cui appunto si sente molto parlare. Si vedono nuovi prodotti sul mercato oggi e questo è estremamente interessante. Per quanto riguarda invece la stabilità delle rese e l'assistenza tecnica, direi che ci sono 2 elementi che possiamo ricordare. In primo luogo, per quanto riguarda le leguminose da granella,
vi è sicuramente qualcosa da fare in termini di miglioramento varietale. Tra l'altro recentemente è stato pubblicato un articolo a firma anche di un collega italiano in cui appunto si sottolineava come la ricerca in quest'ambito fosse ancora diciamo possibilmente da sviluppare. In secondo luogo, il miglioramento della tecnica colturale. Allora, certo sappiamo coltivare le leguminose da granella, gli antichi romani lo sapevano fare, abbiamo visto appunto citazioni in precedenza, conosciamo la tecnica colturale, ma questa tecnica colturale oggi deve essere rinnovata per due ragioni. La prima è il cambiamento climatico, ne abbiamo parlato prima, e la seconda sono tutta una serie di nuove regole, sistemi produttivi con cui abbiamo a che fare oggi, biologico, conservativo, eccetera, eccetera. Allora vorrei sottolineare che appunto in corso vi sono tantissimi progetti che affrontano la questione, quindi speriamo appunto nei prossimi anni di avere diciamo maggiori risultati. Qui al Dipartimento in particolare è in corso un progetto europeo che si chiama Smart Protein, il cui coordinatore è il dottor Delle Vedove, che è presente in sala, eventualmente potrà rispondere alle vostre domande, in cui sono in corso da 2 anni in 8 regioni europee prove varietali e di ottimizzazione delle tecniche colturali. Quindi speriamo di avere alcuni elementi. Quello che emerge dai 2 anni di prove è una conferma di quello che dicono gli agricoltori, ovvero della variabilità interannuale delle rese di queste colture. Tale variabilità peraltro è confermata anche da meta-analisi appunto pubblicate anche regolarmente negli ultimi anni. Riguardo all'ottimizzazione della tecnica colturale, quindi rinnovata per le nuove esigenze, diciamo che sono in atto sperimentazioni di vari gruppi, peraltro, oltre a quelle di Udine, che vanno quindi a interessarsi alle date, alle densità di semina, alle consociazioni, alla gestione meccanica delle infestanti, e alla resistenza varietale, ai patogeni e all'inserimento di queste colture negli avvicendamenti. Detto questo, e per terminare, vorrei dire che quindi riuscire a conciliare un aumento della biodiversità coltivata e un aumento dell'autonomia alimentare, da un punto di vista dell'autonomia proteica, oggi chiaramente deve essere uno dei nostri obiettivi, ma per farlo bisogna rinnovare appunto le modalità e le azioni delle nostre ricerche, con progetti strutturati e di lungo periodo. So che non siamo abituati a farlo, ma dobbiamo pensarci e vedere anche come, eventualmente, multidisciplinari, perché sono necessarie, l'abbiamo visto benissimo durante questo pomeriggio, competenze diverse, e anche transdisciplinari, perché appunto parliamo di autonomia alimentare e c'è tutto il sistema alimentare dietro, abbiamo citato la filiera prima, che traina, e il consumatore. Diciamo che nel nostro dipartimento, visto che devo chiudere, tutte queste competenze sono presenti, quindi speriamo che nei prossimi anni, anche da parte nostra, appunto, riusciremo a dare un contributo a queste importanti domande. Grazie. Ecco, ringrazio tutti anche a nome del direttore che ha avuto la pazienza di ascoltare fino alla fine. Io vi ringrazio. Alla prossima. Questo, come diceva il direttore, è un incontro inaugurale, vi aspetto numerosi ai prossimi. Buona serata.